o meno importante. Ci preoccupa se si fa, ci preoccupa la dorsale che dovrà essere costruita, tutte le ramificazioni che ci saranno. Ci preoccupa appunto così l'illusione che viene data da molti che con questa scelta miglioreranno senz'altro le possibilità occupative. Io ho dei dubbi su questo, ho dei dubbi perché abbiamo l'esperienza di scelte fatte nel passato che non ci confermano questa ipotesi, questa possibilità. Io mi ricordo per esempio, torno un pochino indietro, mi ricordo un pochino ciò che succedeva negli anni 60. Io in quel periodo militavo nel Partito Comunista, si parlava di piano di rinascita e vennero scelti alcuni interventi e vennero giustificati anche col fatto che la Sardegna aveva bisogno di una nuova occupazione, soprattutto dopo la crisi del settore agropastorale. Fummo quasi tutti d'accordo su questa scelta, però sicuramente ne sottovalutammo un aspetto, che era quello dell'ambiente e dei disastri che alcune imprese, alcune aziende avrebbero creato, non comprese, non escluse, cioè gli interventi, la sottrazione dei territori fatti alla Sardegna per la costruzione delle basi militari. Ecco, quindi oggi parlare di occupazione, ecco, se parliamo di occupazione in generale, come si può non essere d'accordo? Però non illudiamoci che questi lavori che sono destinati, se portati avanti, saranno destinati a creare così un'occupazione saltuaria. Noi sappiamo bene come nel corso di tutti questi anni le aziende che sono intervenute, le imprese che sono intervenute per svolgere questi lavori, continuamente portavano avanti il ricatto. O ci date altri contributi, dicevano al potere pubblico, oppure siamo costretti a licenziare. Un po' quello che in grandi dimensioni sta succedendo oggi a Taranto. No, o ci date altri contributi, oppure si creeranno 15-20 mila disoccupati. Facciamo il conto con le famiglie che rappresentano e quindi la scelta che si farebbe non sarebbe proprio positiva. Non mi soffermo oltre, mi limito a dire ancora un'osservazione. Qui c'è anche Vincenzo Tiana, avrà modo lui di intervenire, perché non voglio dire sciocchezze su ciò che Legambiente sostiene. Avrà modo comunque Vincenzo di dire, di giustificare, di spiegare meglio questi due no che lui dice, quello della dorsale, la costruzione della dorsale, e quello della prosecuzione dell'uso del carbone per l'energia. Però dice il metano potrebbe essere presente anche in questo periodo, così potrebbe aiutarci per la costruzione di energie rinnovabili. Ecco, io non lo so se questo, poi Vincenzo preciserà le cose che io sto accennando. Io non so se questi obiettivi saranno davvero raggiungibili. Comunque, ecco, un'ultima cosa e chiudo. Questa nostra riunione noi l'abbiamo organizzata così, non per fare delle classificazioni, chi è per il metano agli ultimi posti, chi invece dice no al metano invece ai primi posti. No, noi abbiamo organizzato questa chiacchierata per capire meglio che cosa succede, come si svolgono, come vengono portati questi processi e come possono svilupparsi queste iniziative.
Chiudo qui e passo subito la parola ai due relatori, che sono Michele Carrus, segretario regionale della CGIL, e Stefano De Ripperi, rappresentante del gruppo Intervento Giuridico. A te, Michele. No, prego. Bene, intanto buonasera a tutti, mi scuso se vi ho fatto attendere qualche minuto, penso che devo allenarmi di più a camminare quando faccio le distanze, prometto che lo farò, ma insomma eccomi qua. Detto questo, cerco di sintetizzare in poche battute una risposta alla domanda fondamentale che ha posto Marco in questo suo intervento introduttivo, tradendo un evidente orientamento, insomma, contrario a qualsiasi ipotesi di metanizzazione della nostra isola. La prima domanda che lui ha fatto è: a chi serve il metano? Io do questa risposta a tutti noi. E dire il contrario significa non comprendere che differenza ci sia, per esempio, tra una lampadina ed un termosifone, che credo che sia un concetto di assoluta evidenza per tutti quanti. L'assenza del metano è stata, e comunque di adeguate interconnessioni del sistema energetico della nostra regione con il complesso, insomma, delle attività che si sviluppano nel nostro paese, è uno dei motivi del ritardo di sviluppo della nostra regione. Ovviamente si può discutere molto su quali siano le idee sullo sviluppo che ciascuno di noi coltiva. Ho idea che qua dentro non siamo molto distanti dal punto di vista valoriale, quindi non mi ci soffermo molto. Vi sono evidenti effetti distorsivi del modello di sviluppo capitalista che ha segnato negli ultimi 10-15 anni molte evidenze del suo fallimento e degli effetti negativi che produce per i popoli e all'interno delle nazioni, per le realtà più deboli, per le persone più deboli, per i gruppi sociali più deboli. Ciò non di meno, noi siamo una realtà che ha un ritardo evidente nella capacità di produrre i beni e i servizi che li accompagnano per sostenere un livello di vita e di benessere delle popolazioni che sia comparabile a quello che si registra nelle parti più avanzate del nostro paese e della comunità del sistema internazionale nel quale siamo inseriti, quello più avanzato del mondo, che è l'Europa. Noi cioè, se partiamo da questa condizione di grave ritardo di sviluppo, e abbiamo dei fattori che lo determinano o concorrono a determinarlo. E uno di questi è dato essenzialmente dalla debolezza del nostro sistema energetico. Siamo l'unica realtà in Europa che è priva di questa fonte energetica, il metano. Vi sono altre realtà isolate nelle quali si sono realizzati degli interventi infrastrutturali che hanno permesso di colmare questa carenza, sulle quali sono stati fatti degli interventi per scelta dei governi, penso alle Baleari rispetto alle scelte fatte dal governo spagnolo, o penso a delle altre realtà isolate che hanno optato per un modello di metanizzazione cosiddetto satellitare, come quello che si vorrebbe da ultimo introdurre secondo le modifiche alla strategia energetica nazionale che il governo ha proposto, ha messo in campo. Siamo alla vigilia, ormai entro l'anno dovranno essere assunte delle decisioni definitive per quanto riguarda la Sardegna, cioè per farle colmare questo suo ritardo infrastrutturale. Noi abbiamo una particolarità, che è quella di essere particolarmente lontani dalle piattaforme continentali, di avere una grande estensione territoriale
di avere un bacino di popolazione che è troppo debole rispetto alle capacità del mercato interno, diciamo così, di sorreggere, no? Dei consumi autopropulsivi, ecco, dello sviluppo, se non nelle condizioni di mera autosussistenza che caratterizzano per esempio tutte le attività del nostro settore primario, però sufficientemente grande per suggerire un modello di infrastrutturazione che non può essere paragonabile a quello delle piccole isole con le quali si è andata a realizzare una metallizzazione sulla base, insomma, dell'apporto dall'esterno con le navi metalliere del GNL. E dunque queste cose da un punto di vista sia strutturale, diciamo così, no? Di una considerazione di contesto, sia dal punto di vista delle opere infrastrutturali con le quali si deve andare a realizzare un intervento di questo genere, depongono per un modello che è quello che è stato rimesso in discussione. E qui sta il punto. Il metano serve a tutti perché serve innanzitutto ai consumi domestici. Cominciamo a dire questa cosa. Noi oggi abbiamo degli impianti di riscaldamento domestico nelle nostre abitazioni che sono fatti in 1000 modi diversi, sui quali sono assolutamente carenti i controlli pubblici, nei quali si brucia di tutto, da combustibili solidi a liquidi, chi brucia stracci, chi persino qualche rifiuto, nessuno controlla, nessuno sa quali siano i sistemi di filtraggio che vengono utilizzati, ma tutta questa combustione che si effettua per il riscaldamento domestico genera delle emissioni altamente inquinanti che invece potrebbero diventare oggetto di un intervento di riqualificazione energetica nelle abitazioni più o meno incentivato, che possa fare uso di questo vettore energetico di transizione, perché di questo si tratta, che è il metano, che ha delle particolarità nel momento in cui brucia, perché è comunque un combustibile fossile, sia chiaro, ma ha la particolarità di emettere circa un terzo, a seconda dei sistemi di filtraggio che si fanno, di anidride carbonica, che, sia detto chiaro, non è un gas climalterante, ma non è inquinante di per sé, non emette particolati, non emette il 90% di nitrati in meno, emette il 100% di ossidi di zolfo in meno. Dunque stiamo parlando di una condizione che va sicuramente a migliorare e in modo sensibile le emissioni climalteranti che originano dai servizi domestici di riscaldamento che riguardano la generalità dei cittadini e delle loro famiglie. Lo dico in maniera molto semplice: un metro cubo di metano avrebbe un costo grosso modo di 80 centesimi, l'aria propanata voi la pagate ad un prezzo, malgrado lo sconto delle accise, superiore ai 3 euro, punto. Noi siamo cioè in presenza di un fatto che è largamente discriminatorio nei confronti dei cittadini sardi, che non possono fruire di una utility che è a disposizione di tutti i cittadini italiani alle medesime condizioni di accesso di tutti gli altri cittadini italiani. E questo è un dato, non è una opinione. E dunque si tratta innanzitutto di realizzare un diritto di cittadinanza per quanto riguarda i sardi. Poi vedete, è assolutamente indispensabile per lo sviluppo di processi produttivi che sono molto importanti. E sono molto importanti perché in qualche caso riguardano degli asset, si dice così, strategici dello sviluppo industriale del nostro paese. Non fosse altro perché riguardano la fornitura di prodotti intermedi, visto che noi la verticalizzazione delle produzioni la facciamo a fatica, anche e soprattutto per assenza di una accessibilità in condizioni di sicurezza e di equilibrio e di competitività di una utility fondamentale come quella energetica. E dunque siamo vittime di una cosa che, per prendere in prestito l'espressione da un noto economista come Samir Amin, si chiama scambio diseguale.
vale a dire noi siamo esportatori fondamentalmente di materie prime e reimportatori dei prodotti finiti che con quelle materie prime si realizzano. Con ciò determinando delle produzioni labor intensive ma a basso valore aggiunto con le attività che facciamo e finendo vittima di questo commercio diseguale che drena via risorse dal nostro mercato interno per venderci dei prodotti finiti, prodotti con le nostre materie prime, con tutto il valore aggiunto del ricarico della trasformazione industriale che li ha caratterizzati, ma per acquistarli li paghiamo con risorse che finiscono nelle tasche delle realtà produttive che li hanno realizzati e distribuiti con il commercio qui da noi. Ora voi direte, ma di che cosa sta parlando? Io non parlo soltanto della metallurgia non ferrosa. E la metallurgia non ferrosa, visto che hai citato l'Ilva, Marco, è una componente fondamentale di tante attività industriali in quella che continua ad essere la seconda manifattura industriale d'Europa e la sesta manifattura industriale del mondo, perché questo è l'Italia. Quando parliamo di filiera dell'alluminio o dello zinco o del piombo, al di là di tutte le discussioni che si possono fare ovviamente sulla qualità di quei processi industriali, ma anche per riqualificarsi hanno bisogno di una fonte energetica sicura, quelle attività alimentano tanti circuiti industriali. Pensate all'edilizia, all'automotive, all'impiantistica, alle reti di distribuzione. Pensate alla componentistica, cioè noi stiamo parlando in realtà di tante attività industriali che caratterizzano lo sviluppo delle realtà più avanzate del nostro paese. Ma serve per esempio, visto che parlavo di scambio diseguale o di economia coloniale, se vi piace di più, pensate alla trasformazione delle sabbie silicee, della ceramica. Io non so a quanti di voi sia capitato, ma a me è capitato non più di una circostanza di avere interlocuzioni con imprese dei settori appunto delle sabbie, della ceramica o anche del tessile, del cuoio, delle calzature, interessati ad avviare delle attività industriali nella nostra regione che ponevano una sola domanda: il metano c'è? No, allora quando ce l'avrete ne riparliamo. Ma tu oggi hai per esempio le sabbie silicee del territorio di Sassari che vengono riesportate pari pari, ma la ceramica fine non la realizzi qui, la fai altrove e si tratta di un 90% di attività destinata alla esportazione. È lo stesso discorso che riguarda in gran parte le attività del sughero, che riguarda tutto il settore estrattivo e dei lapidei in generale. Ma guardate, riguarda l'agroalimentare. Ma come credete che si possano fare? Si possa realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, dell'agroalimentare nella nostra realtà, se non attraverso il traino industriale delle attività di trasformazione, le manifatture che trasformano quelle produzioni del settore primario. Le realtà in cui l'agricoltura è più sviluppata, cioè concorre in misura maggiore alla composizione del reddito che viene poi redistribuito nelle politiche sociali, nei salari, negli stipendi e dunque nei consumi, nel benessere di quelle comunità, non sono quelle dei paesi meno avanzati industrialmente, ma dei più avanzati. Nella nostra realtà italiana si chiamano Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, anche se nel nostro immaginario si chiamano magari Puglia e Sicilia. Ma quella dimensione della composizione del prodotto interno lordo di quelle realtà che deriva dal settore primario, ce l'hanno le realtà che fanno un traino industriale a quelle produzioni e lo fanno sia nelle attività food sia nelle attività no food, perché attraverso le attività no food tu riesci non soltanto a determinare la collocazione delle attività manifatturiere in modo diverso dalla tradizionale dislocazione nei poli industriali. Riesci non solo a integrare il reddito degli agricoltori, degli allevatori, delle persone che lavorano nel settore primario, ma riesci anche a determinare lo sviluppo di comparti industriali che realizzano politiche di economia circolare. Perché quando parliamo di attività no food, parliamo per esempio di bioplastica,
di biocarburanti, di biolubrificanti, di biofillers, parliamo di biofuel, parliamo di biometano, che costituisce una fonte importante di autoconsumo anche. Dunque ci troviamo in una condizione in cui questo fattore, questa fonte energetica di transizione, poi ci torno sopra, è essenziale per lo sviluppo di queste attività che fanno da traino a quello che viene individuato in una vulgata abbastanza diffusa come uno degli elementi trainanti dei nostri progetti di sviluppo futuro. Come si fa surgelazione senza una fonte di energia termica? Come si fa pastorizzazione in modo competitivo? Come si fanno le attività di inscatolamento, di confezionamento, di packaging, che ti consentono poi un ciclo del fresco oltre che del freddo, per esempio. E questo riguarda i pomodori pelati, ma riguarda anche il tonno, riguarda una serie di attività che già oggi svolgiamo in determinate condizioni, ma che hanno bisogno di essere integrate in tanti altri modi. Vi siete mai domandati perché noi siamo in questa condizione paradossale di essere sostanzialmente quasi monopolisti al mondo di una produzione, parlo del formaggio, del latte pecorino, e di subire l'imposizione del prezzo, delle logiche di mercato da parte di 4 dealer? Evidentemente ci sono componenti dei costi di produzione e delle modalità di svolgimento di quelle attività nel settore primario che probabilmente richiedono. Cosa c'è che non va? Non è una barzelletta. Tu produci il 60% del latte del formaggio pecorino Altrimenti che la Sicilia e la Puglia, appunto, che hai nominato prima, dovrebbero essere leader del mondo. E Si vuole, siete scusate, pregati, non so che cosa siete voglia vuole dire, però scrivere di non interrompere chi sta parlando. poi in ogni dopo- caso quando devo raccontare dopo ci barzellette in sono ogni gli caso le interventi. racconto da me. Serena, anche se esprimiamo delle opinioni differenti. Certo, Se inoltre vuoi aggiungo, ti Marco, scrivo, che quando devo raccontare barzellette le so raccontare da me, ok? Così ci comprendiamo del tutto. Allora il problema è come si permette alla Sardegna di colmare un divario che oggettivamente ha. Bene, succede questo, che ad un certo punto ci si rende conto che c'è bisogno di una grande riconversione energetica perché i cambiamenti climatici lo impongono a tutti. Ed è da qui che nasce la strategia energetica europea e nazionale. Allora, la strategia energetica europea e nazionale si fonda esattamente nella individuazione del metano come vettore energetico di transizione. Cioè ciò che si ha a riguardo è un obiettivo di riduzione delle emissioni, di miglioramento dell'efficienza, di riduzione dei consumi attraverso una pluralità di interventi che ci deve portare a traguardare entro il 2050 degli obiettivi complessivi. E questi obiettivi complessivi consistono nella riduzione delle emissioni di CO2 dell'80% rispetto a quella che c'è. Michele, ricordo che sei a 18 minuti. Accidenti, come vola il tempo. Ha già superato la transizione. Sì. Purtroppo sì. Il problema è che mi avevi detto che saremmo venuti a fare un dibattito e non invece una relazione con degli interventi, pensavo che fosse una. E quindi non l'ho preparato e mi sono lasciato prendere la mano. Dico 4 cose, se mi consentite un paio di minuti ancora, e poi ascolterò. Tutta la strategia energetica nazionale ed europea si fonda su un maggiore utilizzo del metano. Questo è il punto che non ci dobbiamo assolutamente dimenticare. Infatti il nostro Paese ha autorizzato non soltanto la realizzazione di un sacco di infrastrutture importanti che si sono fatte in questi mesi e anni recenti, ma ha anche realizzato un sistema di nuove interconnessioni del nostro sistema nazionale con le grandi reti transnazionali di trasporto. L'ultima è la TAP, la Trans-Adriatic Pipeline, quella che ha fatto tanto discutere, proprio perché il maggiore approvvigionamento di metano come fonte di produzione energetica primaria, stimato in crescita da quella strategia energetica,
in una misura del 18% entro il 2040, è chiaro di che cosa stiamo parlando, richiede un maggiore approvvigionamento della risorsa. In Sardegna si è deciso ad un certo punto, per le note traversie di cui è stato interessato il GALS, il gasdotto sottomarino, di puntare alla realizzazione della metanizzazione attraverso il gas naturale liquefatto, cioè quello che tu porti con le navi, rigassifichi e metti in rete e distribuisci nei punti di presa che alimentano i bacini nei quali è articolata la rete di distribuzione del metano nella nostra regione, per usi civili e per usi industriali. Questa cosa viene rimessa in discussione perché? Io francamente non sono riuscito a comprenderlo. So che il piano energetico e ambientale regionale, sul quale abbiamo avuto molte occasioni di confrontarci anche con le associazioni, non con tutte, ma per esempio con Legambiente, e che ha riscosso per tanti motivi un apprezzamento generalizzato, prevede degli obiettivi che sono di gran lunga superiori, più ambiziosi di quelli previsti nella strategia energetica nazionale. Per la precisione prevede una decarbonizzazione al 90% entro il 2040 e non all'80% entro il 2050, cioè 10 punti percentuali in più 10 anni prima degli obiettivi della SEN. Rimettere in discussione un piano energetico e ambientale che è stato approvato, che ha superato tutti i vagli, sui quali sono state non soltanto assunte degli obiettivi programmatici nella politica energetica nazionale, ma sono stati stipulati degli accordi, sono state stanziate delle risorse, in forza dei quali si sono realizzati anche una serie di progetti e accordi di programma che vincolano la nostra regione, il nostro paese, a realizzare una serie di interventi che consentono ai privati di realizzare attività di trasformazione, di riqualificazione delle loro produzioni, che danno lavoro a migliaia di persone nella nostra regione, per realizzare questi obiettivi, mi pare che sia una mossa quantomeno azzardata. Ecco perché noi diciamo che invece deve essere confermata la pianificazione esistente. Le alternative che ci vengono proposte non sono assolutamente convincenti, ma il motivo principale per il quale non sono convincenti è che falliscono in paragone, in termini comparativi, esattamente gli obiettivi climatici che sembrerebbero muoverle. Questo è il punto nodale sul quale mi piacerebbe poi sviluppare un ulteriore intervento, anche specificando. Non mi ero reso conto di aver utilizzato tutto il mio tempo. 22. Scusate, prima di dare la parola a Stefano, volevo dire, prima di dare la parola a Stefano, voglio dire solo una cosa. Lo so che chi fa il controllo dei tempi è un rompiscatole, però se decidiamo che la discussione vada avanti con il coinvolgimento di tutti quelli che vogliono parlare, i tempi vanno controllati. Noi abbiamo, per esempio, una decina di persone, di amici, compagni che hanno già deciso di parlare. Probabilmente anche qualche altro non l'abbiamo scritto. Per cui vi chiedo perdono se intervengo. La parola a Stefano. Buonasera a tutti e ringrazio veramente di questa opportunità. È così importante appunto l'arrivo del metano, ma così poco se ne è parlato. In realtà sì, ci sono stati dei dibattiti, qualcuno, ma se ne è parlato veramente poco nella società sarda. Io devo dire la verità, oggi siamo nel 2019, giusto? Ecco, se fossimo stati nel 1999, cioè 20 anni fa, sarei stato d'accordo al 90%, forse anche al 95%, con quanto ha detto poc'anzi Michele. Però siamo nel 2019 e noi siamo l'unica regione attualmente in Europa di fatto a non avere il metano. Allora forse la domanda che dovremmo porci è questa:
abbiamo questo punto di debolezza. Possiamo forse in qualche modo, piuttosto che magari rischiare di uscirne con le ossa un po' rotte, se non molto rotte, trasformarlo in un punto di forza? Possiamo farci questa domanda? Sì, voi mi direte, non è che, almeno negli ultimi anni, chi ci ha governato a livello regionale, chi ci ha amministrato a livello regionale abbia dato grandi prove di, come dire, capacità di andare più in là, di sognare, di realizzare qualche novità, qualche cosa. No, questo magari non è successo e diciamo l'alba di questa nuova Sardegna ci presenta 121 nuraghi da realizzare in plastica o chissà dove in giro per il mondo. Quindi forse non c'è una grande creatività. Avremmo bisogno di cervelli, anche in leasing magari. Però proviamo, per quanto è possibile, a vedere, a farci questa domanda e provare a dare anche qualche risposta pratica, che sì, per carità, tenga conto di tutte le pianificazioni, programmazioni, tutto quanto di bello e di buono è stato fatto, ma veda anche se queste pianificazioni e programmazioni rispondono effettivamente a quello che è l'interesse oggi della collettività sarda, oggi del 2019. Allora, noi oggi, penso che molti lo sappiano, produciamo circa il 46% in più di energia rispetto a quanto abbiamo bisogno. La Sardegna produce molta energia in più. Una parte riesce. La metà di quello che dici, però. E non è la metà, non è la... andiamo a vedere i dati, sono i dati ufficiali. No, quando uno interviene e dice la metà, a questo punto è una scorrettezza. Dai, O si giustifica oppure non parla. dai. Dopo interviene. Giustifico, 2722 megawatts. Sono i dati presi, Fa il 23,2. i dati presi pari dal piano energetico Poi regionale e eventualmente ambientale. ci sarà un momento di replica. Sono dati presi pari, Sì, copiati, non volevo essere, né no. più né Non ho meno. capito perché si è alterata così. Comunque sia. Ma perché era sbagliato il tuo intervento? E che sia, scusatemi, che sia il 46% o che sia il 23%, è sempre un botto di energia in più. Me lo potete permettere o no? Allora, tutta questa bella energia in più, noi abbiamo un grande problema, che è un problema di tipo tecnologico ed è un problema prima di tutto di volontà. Quella che non riusciamo a inserire nel sistema energetico nazionale e internazionale attraverso i collegamenti con la penisola, la possiamo conservare attualmente? La conserviamo? No, non la conserviamo. E questo sarebbe un bel punto interrogativo che dovremmo porci. Come mai fino adesso, a differenza di altri posti nel mondo dove comunque si fa molta ricerca in proposito, noi qui finora non abbiamo fatto nulla in proposito? Domanda che rimane senza risposta. Altra domanda. Ma per carità è giusto avere disponibilità energetica, è fondamentale. E chi lo nega? Nessuno vuole tornare alle candele. Sì, gli ambientalisti sono quelli che vogliono tornare alle candele. Ma chi l'ha mai detto? Però, di quanta energia noi effettivamente abbiamo bisogno? O, meglio ancora, di quanta energia noi effettivamente avremo bisogno se riuscissimo a fare un pochino, un passo più in là? E mi riferisco a cose ben precise, cose reali, cose che in realtà non sono mai state prese in considerazione. Giustamente si viene a dire i grandi poli industriali hanno necessità di parecchia energia. Giustamente prendiamo il polo dell'alluminio. Il polo dell'alluminio ha necessità di tanta energia. Il polo dell'alluminio, voglio anche ricordare, apro e chiudo una finestra molto breve, che presenta da decenni delle problematiche di tipo ambientale, di tipo sanitario, che vengono sistematicamente misconosciute. Il bacino dei fanghi rossi è una bomba ecologica, non lo dico io, lo dice la magistratura, lo dicono le perizie che sono state fatte in tutti i modi possibili e immaginabili. E continuare con quel sistema produttivo che produce un
enorme crescita del bacino dei fanghi rossi è semplicemente, passatemi il termine, demenziale, per non dire di peggio. Sotto il profilo sanitario, andiamoglielo a dire perché nessuno glielo vuole ricordare, ogni tanto si ricorda, ma soliti rompipalle appunto gli ambientalisti. La piomboemia nel Basso Sulcis è una realtà che coinvolge praticamente gran parte dei bambini. Andiamoci a vedere i dati e lo vediamo subito. Possiamo parlare per carità anche di San Rocco, eccetera. Limitiamoci a quell'area lì. Forse, se si riuscisse un attimo a vedere qualche cosa di diverso, si riuscirebbe molto probabilmente a inquinare di meno, ad avere minori problemi sanitari, a salvare i posti di lavoro e magari anche ad aver bisogno di molta meno energia. Noi una proposta l'abbiamo lanciata da anni, non ci ha mai risposto nessuno, e cioè trasformare il polo dell'alluminio primario attuale di Portovesme, che presenta queste caratteristiche e questi problemi di non poco conto, in un polo dell'alluminio riciclato. Allora, dovete sapere che l'Italia, insieme alla Germania, sono al terzo posto nel mondo per la produzione di alluminio riciclato. Voi direte, vabbè, insomma, in Italia funzionano la bellezza di 11 aziende con oltre 1700 dipendenti che producono alluminio riciclato. Il 90%, 95% dell'alluminio che noi oggi usiamo è riciclato, perché l'alluminio si può riciclare tutto, dalla A alla Z. Le vaschette che compriamo al supermercato, i tanti utilizzi che abbiamo in giro, è alluminio riciclato. L'alluminio riciclato si porta dietro tutta una serie di altre attività legate alla raccolta differenziata, legate alla cernita, legate al riciclo, quello che si chiama ciclo virtuoso, in questo caso del singolo rifiuto, del rifiuto d'alluminio. La raccolta dei rottami e via dicendo, non i rottami che vengono bruciati per recuperare il rame e compagnia cantante. Ecco, certo, sì, bisogna fare un piccolo sforzo. Io non sto dicendo a nessuno che questa è la bacchetta magica, però santo cielo, se abbiamo un problema, che è un problema di tipo ambientale, è un problema di tipo sanitario, è un problema di tipo occupazionale, santo Dio, e lo vogliamo un attimo valutare o no? Prima di dire no? O dobbiamo per forza di cose continuare con sugo noctus? È sempre fatto così, 50 anni così e bisogna continuare così. E allora certo che c'è bisogno di un vagone di energia che non finisce più, ovvio. Perché queste cose non sono mai state prese in considerazione? Ma non perché lo dico io, che vale tanto quanto, chi se ne frega, ma perché è un ragionamento di banale buonsenso. Lo fanno dappertutto, lo fa in tutta Italia. Cosa sono, più scemi di noi? O sono loro scemi e noi siamo intelligenti? Scusate, perché 11 aziende si sono spostate in tutta Italia sul riciclo dell'alluminio? Per quale motivo? Cos'è? Lo fanno in perdita? Oppure pensiamo davvero che attualmente il polo dell'alluminio a Porto Scuso sia così redditizio? Infatti, si è visto. Diciamo la verità, quante volte si è cercato di salvare i posti di lavoro creando le migliori condizioni per le aziende provenienti da tutto il mondo, per poter tenere in piedi questo polo. Quante volte è stato fatto? Ve lo ricordate? Chi è che ha un po' di memoria, se lo ricorda? 15 anni. 15 anni solo. Ecco, allora forse è il caso, forse dovremmo vedere un pochino quelle che sono anche altre prospettive. E allora così si andrebbe a determinare anche una domanda energetica, magari diversa da quella che noi oggi prendiamo a base di quelle che sono state le scelte programmatorie e pianificatorie. Ci vuole anche, come dire, un po' di apertura mentale e andare un po' a vedere che cosa hanno fatto in altre realtà. Magari copiare anche dai più bravi, per carità, quando si fa, si fa. Ecco perché c'è tutta una serie di dubbi da parte nostra sull'attuale scelta del metano. A parte l'infrastruttura,
L'infrastruttura, oltretutto, sappiamo che ha dei costi di investimento. La SNAM, che oggi sta facendo un po' da capofila, prima erano 2 le società che si erano proposte, 2 per 4 gasdotti, quindi anche con quell'effetto salame che viene sempre sistematicamente contestato dall'Unione Europea, perché i progetti vengono appunto spezzettati, quasi avessero un minore impatto ambientale così. C'era la SNAM Rete Gas, che è quella che oggi sta facendo da capofila, e Italia Gasdotti SPA. Adesso poi si sono accordate, il progetto sarà unico, non saranno più 2 progetti che in teoria potevano essere anche concorrenziali, alternativi. L'investimento è stimato intorno ai 500 milioni di euro. Allora, SNAM è una società in mano pubblica. Chi andrà a pagare? Dove ricadranno i costi? Allora, ancora pochi giorni fa, 20 giorni fa, se non sbaglio il 15 ottobre, l'autorità per la regolamentazione dei costi, la regolazione tariffaria dei servizi, ARERA, acronimo ARERA, ha detto che la Sardegna risulta un sistema unico, chiuso, piccolo. Siamo solo noi. E ha detto che in questi casi i costi sono a carico del sistema. Allora, io vorrei sapere questo, perché ancora una posizione chiara non c'è. I costi rimarranno a carico del sistema, cioè dei sardi, cioè della Sardegna, allora lo voglio vedere che bel guadagno. Oppure effettivamente verranno ridistribuiti sull'intera collettività nazionale? È un punto interrogativo in cui, se mi permettete, io non sono in grado di rispondere. Perché? Perché purtroppo, anche per deformazione mia professionale, io mi baso sugli atti, e gli atti sono questi. Per cui è un grande punto interrogativo, però. Eh sì, perché se mi si viene a dire, attenzione, adesso con il metano noi risparmieremo, risparmieremo da una parte, ma poi lo dobbiamo pagare dall'altra. Il risparmio dov'è? Fatemelo capire. Prima di prendere una decisione del genere, ecco, io questo onestamente lo contesto. Nel momento in cui mi si dice tutto scelto, è già fatto, è già programmato, è già pianificato, ma santo cielo, si può programmare, si può pianificare, si può decidere con le cose chiare davanti. Chi è che paga? Al di là degli aspetti ambientali, perché ambientalmente pagheremo noi, questo è sicuro. Ma chi paga? Sotto il profilo finanziario, sotto il profilo economico. Sulle bollette di chi andrà a ricadere? Perché è una cosa se è tutta la collettività nazionale. Fosse un gasdotto connesso con la rete nazionale e internazionale, i dubbi non ci sarebbero. Qui no. Questo non è connesso con niente. E allora sarebbe bene, prima di partire con una cosa di questo genere, avere qualche cosa di scritto, firmato, bollato, documentato e soprattutto conoscibile a tutti, proprio perché si tratta di un'opera che potrebbe essere davvero importante per tutti, ma sia in positivo che in negativo. Io ho cercato veramente, per quanto possibile, di capirne di più. E devo dire che davanti a certe cose, certi punti interrogativi, mi sono dovuto fermare perché la risposta non l'ho trovata. Questo credo che sia il punto interrogativo sicuramente fra i più rilevanti. Chi paga? Io non sono riuscito a capirlo. E credo che prima di qualsiasi scelta definitiva, prima dell'avvio dei cantieri, prima che vada a casa della signora, le mettano i picchetti, le facciano il buco e le dicono lei adesso se ne va, si sposti, prima di questo, che comunque non è una cosa tanto secondaria, se mi permettete, per come la vedo io, prima di questo, le cose dovrebbero essere tutte chiare, una volta tanto. Visto che noi stiamo arrivando per ultimi, bene, allora dovremmo avere la possibilità di avere le cose più chiare, sia per l'esperienza altrui e sia per la
scusate, l'esperienza che abbiamo già avuto in tanti altri casi. Ecco, io qui chiudo, forse ho anche preso troppo tempo, Marco poi mi castigherà. Ancora 4 minuti. Ho ancora 4 minuti. Va bene, allora vi faccio risparmiare 4 minuti. Forse col metano non risparmieremo, ma adesso 4 minuti li risparmiamo. Meglio così. Va bene, adesso iniziamo gli interventi. La prima persona che dovrà parlare è Maria Antonietta Moni. Però mi sa che questo avete spento. Chiedo scusa se parlo per prima, ma alle 8, poi alle 7:30 credo devo avere un incontro con quelli di Riprendiamoci la Sardegna sui paesaggi della Sardegna e dell'area di Cagliari. Quindi ho collazionato una serie di materiali nel momento in cui Marco mi ha coinvolto. E per... Non si sente? Scusate. Forse l'hai spento. Allora, quando mi ha coinvolto, stavo leggendo in quei giorni un libro che vi suggerisco, che è quello di Lily Gruber. Andateci, preparate alle ragazze, quelle che sono culi di pietra naturalmente, perché c'è un altro club di ragazze non preparate, che sono intermediate, si dice. Mi ha molto colpito questa espressione, perché se ci andate preparate non ce n'è per nessuno. Allora, qual è la migliore strategia che lei suggerisce? Quello di fare domande partendo esattamente da quella che è l'esperienza che ciascuno di noi ha nei propri settori, non invadendo degli altri, ma avendo avuto nella mia vita molti studenti che non sono soltanto quelli che sono finiti a fare i primari del Brozzo, che così amorevolmente mi accolgono, ce ne sono alcuni che invece fanno anche gli ingegneri chimici. E allora io, che non capisco nulla, se un tubo predisposto per l'idrogeno funziona anche per il gas, e mi hanno detto non esiste, c'è una sperimentazione, vogliamo essere i primi, professoressa, a sperimentare. Ho detto non se ne parla neanche. Io ho detto non esiste che noi possiamo essere carne viva come ogni volta per le sperimentazioni. Poi mi hanno anche spiegato, per quanto riguarda ad esempio la diversa consistenza delle valvole, perché quando in questi giorni due persone che fanno esplicitamente i lobbisti di questo progetto e come tali si sono presentati, io ho detto però qualche cosa di concreto potrei vederlo, potrei vedere un progetto, un esecutivo, un procedimento. In pratica, facendo ricerca in rete, c'erano soltanto articoli di cronaca sul giornale con affermazioni, ma non ho trovato documenti, come si sarebbe detto. Allora io nella vita ho fatto due cose: ho fatto l'archeologa che fondava le cose sui coci, sulle stratigrafie, e ho fatto anche la docente. Poi mi è capitato anche di avere svolto un ruolo amministrativo. Poi dopo questo io ho accettato la proposta di essere presidente del FAI per 3 anni. Allora, in quella funzione, quella amministrativa, io ho accompagnato il ministro Angelino a vedere Pula, a vedere Nora. E lì era il periodo del gas, su cui avevo perplessità, ma era una cosa decisa prima di me. Il ministro Angelino mi ha fatto intravedere, dopo che l'abbiamo portato a vedere un impianto vitivinicolo, mollati i papafichi, ha iniziato a dire che cos'è un gassificatore. Mi ha proprio spiegato che cos'è una piccola petrolchimica, mi ha detto praticamente. Quindi, io, relata refero, poi io ho già esplicitato i miei limiti, ma ho chiesto, per poter parlare con queste persone che mi hanno interpellato, ho detto guarda, io sto facendo una serie di collazioni su un dossier, quindi sto esattamente a quello di cui è mia specifica competenza.
E la mia specifica competenza è tutto il procedimento degli stati autorizzativi legati non soltanto alla valutazione di impatto ambientale, ma alla valutazione di impatto archeologico, che è una nuova dimensione che è stata adottata per fortuna in questi ultimi anni, così ci evitiamo quelle buffe cose che leggiamo, che improvvisamente facciamo una scoperta, okay? E mentre in tutta l'Europa si fa la diagnostica non distruttiva, noi siamo approdati che facciamo uno scavo in ogni paese, come dire, apriamo il torace a tutti e vediamo se il cuore funziona. Siamo ritornati a quel livello. Quindi io ho detto, com'è il procedimento autorizzativo di questa, almeno questo? No, dice, quelli hanno detto di sì, no, poi ho detto no, una cosa per volta. Una cosa per volta. Perché per dire che siamo a posto sul procedimento autorizzativo, evidentemente si è già fatto la valutazione di impatto archeologico, che significa in poche parole, non che vai a scavare, come mi raccontavano costoro, prima di iniziare i lavori, che per 500 e passa chilometri, voi avete presente cosa significa 300 metri da una parte e 300 metri dall'altra, rispetto a un tubo che non è un tubino. Io, ripeto, sto a quello che posso controllare. Noi avremo bisogno di centinaia di persone, di strutture tecnologiche, di diagnostica raffinata, che non abbiamo in questo momento, perché nelle nostre facoltà, come abbiamo visto l'altra sera al Festival della Scienza, noi ancora siamo indietro sulla fisica e la chimica applicata ai beni culturali e via discorrendo. Dunque, io non ho né parere non sono né d'accordo né in disaccordo, sto facendo semplicemente una valutazione, Michele, dico, ma tutto questo procedimento quanto dura prima di arrivare poi a livello della valutazione di impatto ambientale? Perché la valutazione di impatto ambientale viene a valle della valutazione di impatto archeologico, è una sequenza di procedure molto complesse, tant'è vero che per certi aspetti c'è una superficialità anche nella rappresentazione di tutto quello che è un procedimento, cioè c'è un'idea che gli enti preposti alla tutela siano una fattispecie subopolitica. Non è un caso che qualche presidente si permette di dire regionalizziamo tutto e facciamo come Sicilia, cioè praticamente mano libera è l'articolo 9 della Costituzione per quel paese. Quindi io ho posto un altro problema, quando sono a quasi 10 ditemi, un altro problema, e cioè sul percorso che è stato fatto in questa fase, di cui, ripeto, abbiamo la cronaca, non le RGS, non abbiamo procedimenti autorizzativi, non abbiamo un progetto che si possa vedere, cioè dove si vede. Allora, tutti i livelli di partecipazione in questo momento su impatti di questa natura prevedono una serie di cose che lungo le coste sono vincolati dal fatto che agisce l'ILPPR. Quindi è inutile che mi si dica guarda che se per caso tolgono il vincolo al porto è fatta, come se fosse... Uno dice no, non è fatta per niente, perché quello è l'ambito 1. Tu Vigendo siamo riusciti a bloccarlo con una utilizzazione paesaggistica scaduta, Michele. Quindi ci sono gli ordinamenti, c'è il TAR, c'è il Consiglio di Stato. No. Io sto parlando di un procedimento autorizzativo. Cioè io sto parlando prima che un progetto venga approvato. Un progetto, qualora esista, non può essere approvato se non segue questo procedimento. Quindi io non sono né a favore né sto dicendo questa roba qui ha seguito un percorso, sta seguendo un percorso, dov'è il progetto, dov'è il cittadino chiamato a discutere? Anche la via, No, perché vedi, sempre suggerisco quel libro, le ragazze cresciute pensando che ci si affermava col merito e non in altri modi, poi ho chiamato il Ministero. Stai attento, un conto è l'autorizzazione di una via sul piano ambientale in un tratto in cui si dice fatto salvo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai presente le disposizioni che sono contenute in questa roba? Uno dice quanti anni, quindi attenzione. E l'ultima cosa, vale per tutti, ecco perché dico attenzione, prima di andare che questa roba ci salva. Attenzione,
perché quando sono stati scorporati i progetti Editu Vigento, Editu RD, eccetera, sulle autorizzazioni paesaggistiche, senza cui questa roba non esiste, quando hanno spezzettato come uno spezzatino tutte le autorizzazioni, l'hanno finita denunciati dalla procura e qui mi taccio. Bene, possiamo andare avanti nella discussione e così sottovalutiamo un aspetto che è anche positivo. Certe interruzioni sono pure utili per approfondire, per chiarire temi che hanno bisogno di chiarimenti ulteriori. Allora, deve parlare adesso, nell'elenco che io ho, Cristina Ilva e poi Fernando Codonesso. Ti serve? Sì. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io inizio leggendo dal Fatto Quotidiano del 30 ottobre 2019. Incendi in California, per la prima volta è allarme rosso estremo, riguarda 26 milioni di persone, 26 milioni di persone sono qua, la metà della popolazione della California, come la California come l'Italia, c'è circa una sessantina di milioni di abitanti, quindi riguarda 26 milioni di persone, quasi 2 milioni le persone rimaste senza luce e gas, in fumo decine di migliaia di ettari, decine di migliaia le persone evacuate, solo Los Angeles e zone limitrofe. Allora, questo è un titolo di giornale, ma abbiamo visto quest'estate l'Amazzonia che bruciava, che è il polmone della terra, abbiamo visto la Siberia e l'Alaska, il famoso ossimoro nostro, Sabasca in Alaska, no? Altro che ossimoro, vero? Altro che ossimoro. E i ghiacciai della Groenlandia che si stanno sciogliendo e così via, la banchina polare, eccetera. Diciamo che tutti ormai i climatologi, gli scienziati sono d'accordo che la crisi climatica è scoppiata, soltanto qualche scienziato, per modo di dire, un po' stravagante e forse qualche giornalista sempre molto stravagante nega l'evidenza. Pochi decenni fa, solo pochi decenni fa, la deadline appunto della irreversibilità della situazione era data alla fine del secolo. Già a Parigi nel 2015 quindi si è detto che sarebbe stata nel 2050, ormai si parla di 2030, aspetta però 2030, i glaciologi parlano di 3-5 anni. Quindi sempre non Cristina Ilva. Quindi io mi sono chiesta qual è la strada che l'Italia, l'Europa ha scelto come strategia per intervenire rispetto a questo dramma che stiamo vivendo. Non Ilva, cioè un dramma mondiale, non so se ce ne rendiamo conto. Ecco, nella carta l'Unione Europea sicuramente si è data degli obiettivi, direi abbastanza ambiziosi, che sono la famosa strategia 20-20-20, cioè ridurre gas ad effetto serra del 20%, tutto entro il 2020, quindi domani, ridurre i consumi energetici del 20%, aumentando quindi l'efficienza energetica, soddisfare il 20% del fabbisogno energetico attraverso energie rinnovabili. Questo è un obiettivo europeo. Chiaramente abbiamo un'Europa a macchia di leopardo, la Svezia prima in classifica, chiaramente tutti i paesi nordici un po', però sicuramente la Svezia che ha già raggiunto più del 55% di energie rinnovabili, di produzione di energia attraverso le rinnovabili, ed è già arrivata a ridurre più del 25% il suo quantitativo di energia. E non mi pare stia collassando l'economia svedese, eppure hanno ridotto del 25% l'energia. Insomma, non la faccio lunga, non parlo invece del fatto che l'Olanda, a dispetto dei suoi cari mulini a vento, invece è l'ultima in classifica. Perché? Perché utilizza solo il metano, perché è la più grande produttrice di metano in Europa. Ok? Quindi l'ultima in classifica in questa strategia, diciamo così, del 20-20-20. Anche la Finlandia, la Lettonia, la Danimarca, l'Austria sono messi abbastanza benino. L'Italia, se non sbaglio, ha 17-18%
produzione di energia rinnovabile. Ma ripeto, non la voglio fare lunga con i numeri. Diciamo, allora, questo progetto del metanodotto in Sardegna, dove si colloca, no? Perché si recupera, come diceva giustamente Stefano, nel 2019 questo progetto che sembrava ormai obsoleto, viste appunto tutte queste spinte dell'Europa, del mondo, insomma, verso il superamento totale delle energie fossili, e il metano è un'energia fossile al pari del carbone e del petrolio. Allora, l'abbiamo capito, è stato detto prima anche da Stefano, cioè la nostra isola serve come dire, centro di distribuzione, di stoccaggio di questa fonte di energia, cioè il metano deve andare oltre, deve passare in Sardegna e deve andare in Italia e deve andare in Europa, come l'altro metanodotto grosso che arriverà in Puglia, o in parte già arrivato, e comunque continuerà a salire. Quindi non è un progetto per i sardi, ma nessuno ci crede, penso, che per i sardi. Comunque, forse qualche sardo ci crede ancora. Comunque. Allora, i sardi che però purtroppo ci credono, perché i sardi poco hanno fatto dal 1966, che hanno la Saras dietro l'angolo, noi cagliaritani lo sappiamo, ma tutti quanti lo sappiamo, la più grande raffineria del Mediterraneo, la seconda più grande raffineria d'Europa, dove si lavorano 15 milioni di tonnellate di petrolio l'anno, e dove nella stessa area abbiamo il ciclo di gasificazione più grande del mondo, dove si bruciano praticamente dei rifiuti di raffinazione per produrre energia. Tutto questo non è a costo zero per noi, no? Lo sappiamo, l'abbiamo già detto, produciamo un quantitativo di energia superiore a quello che serve a noi sardi. Cosa abbiamo in cambio? Abbiamo sicuramente un inquinamento atmosferico, non detto da me, ma sono usciti da pochissimo dei dati proprio nazionali, ma anche internazionali, ce ne sono stati tanti, dove abbiamo, appunto, dicevo, cosa ci restituiscono tutte queste belle cose? Ci restituiscono benzene nell'aria, metilbenzene, e perché no formaldeide, tutti i metalli pesanti, dal cadmio ai composti del nickel, ok? Piombo, eccetera, eccetera, cromo. A me piace dire sempre anche un'altra cosa, anche se forse sembra che non c'entri niente, ma per me c'entra sempre: 35.000 ettari di terreno di servitù militari, 70% del totale. Perché lo dico questo? Perché così come facciamo passare questo grande metanodotto, che ripeto per me è veramente un progetto obsoleto, ci teniamo il 70% delle servitù militari. E questa fotografia della Sardegna che vive di agricoltura, di pastorizia, anche questa è fasulla. L'80% del cibo che mangiamo è importato. Quindi, e se continuiamo così a distruggere la nostra Sardegna, altro che economia agropastorale, come diceva prima il primo intervento. Quindi torno a dire, perché queste scelte politiche? Secondo me, perché queste scelte politiche? Perché le elite finanziarie che dominano il pianeta, cioè le famose corporation di cui si parla tanto, ne parla tanto anche, ne ha parlato tanto tanti anni fa anche Naomi Klein in un suo bellissimo libro La rivoluzione ci salverà, una rivoluzione ci salverà. Sono quelle che sanno benissimo che sottoterra ci sono ancora tonnellate e tonnellate di carbone, ci sono barili infiniti di petrolio, ci sono metri cubi e metri cubi di metano, ce n'è ancora tantissimo nel sottosuolo nostro, e sono tutte, come dire, fonti energetiche che quotate in borsa, l'oro e i loro, come dire, derivati, automobili, aeroplani, navi da crociera, armi, e perché no, io ci metto anche i trattori e tutti quei bei strumenti che servono alla
all'industria alimentare, non al cibo che mangiamo, che può esserci una grande differenza. Sono nei tempi, sì. Allora, sicuramente quindi io penso che sia i politici nostri che i sindacalisti e buona parte anche del mondo accademico non ci può guidare verso questa transizione energetica per me fondamentale per il destino del nostro pianeta. Senza voler mettere, perché? Perché loro non vogliono mettere in discussione questo modello di crescita anche che praticamente sta continuando a portare avanti politiche sviluppiste ed estrattiviste, che sono quelle che stanno distruggendo il nostro pianeta, non solo da noi. Allora, io penso che la cosa più bella, perché mi piace anche dire sempre qual è la via che si deve percorrere, in questi anni per fortuna ci sono stati grandi movimenti che che ci hanno fatto aprire gli occhi a noi di una certa età, ma anche ai giovani. Ce li abbiamo qui, i giovani di Fridays for Future, che in tutto il mondo ci stanno dicendo basta, ok? Basta con tutte queste politiche, ma ci sono anche i 400 milioni di agricoltori riuniti in Via Campesina, che è la più grande organizzazione di contadini di tutto il mondo, che lottano anche loro da decenni perché le loro terre non vengano prese dalle multinazionali, per esempio dell'agroalimentare. Ma ci sono anche i popoli nativi, anche noi siamo un po' popoli nativi, forse non siamo come quelli dell'Amazzonia o i nativi del Canada, che stanno lottando anche loro da decenni, ma ci siamo anche noi in Sardegna, anche noi colonizzati da troppo tempo. E insomma, tutti questi movimenti secondo me che stanno facendo una grossa resistenza e si stanno soprattutto intersezionando con altri movimenti, e la voglio citare, non una di meno, anche quello, movimento transfemminista che si sta muovendo in tutto il mondo e che sta portando avanti un altro modello di esistenza, di vita di mondo. E poi mi è piaciuto, non vedo più Tiana, perché sempre le esperienze positive sono molto interessanti. Nell'ultimo rapporto di Legambiente, quello del 2019, si parla di comuni rinnovabili che sono, perché tutti pensano, aiuto, le corporation come faccio? No, ci sono grandi esempi e sono esattamente 3054 esempi di comuni virtuosi in Italia che sono autosufficienti sia nel fabbisogno energetico che termico in Italia. Sicuramente piccole aree, piccoli esempi che però sono fondamentali per capire che si può fare tanto, bisogna avere anche la volontà grazie anche alla volontà di certi amministratori locali. Allora, io penso che quindi per portare avanti, per realizzare concretamente questa conversione ecologica, sono necessarie sia le azioni di resistenza, come dicevo prima, ma tutte anche queste azioni concrete che servono proprio a condividere le risorse energetiche, perché poi le lobby cosa non vogliono? Non vogliono che venga condivisa l'energia, ma la vogliono tenere come per loro stessi. Invece noi vorremmo, almeno io vorrei, che si facesse che diventasse egemonica la cultura appunto della condivisione. Grazie. Allora andiamo avanti. Fernando, e poi Vincenzo Tiana, e poi Alice Beccari e Samed Ismail. Dove vuoi? Puoi farlo adesso? No. Bene, mi atterrò anch'io intanto al suggerimento e direi alla posizione che ha assunto Maria Antonietta Mongio, per cui si preferisce partire dalle cose che si sanno e quindi si cerca di parlare con cognizione di causa di un tema
che è un tema alquanto difficilotto, complesso e che necessita naturalmente di essere affrontato da un punto di vista scientifico, da un punto di vista tecnologico e da un punto di vista politico. Se si mettono insieme queste cose, credo che si riesca a fare un passo avanti, altrimenti si rischia comunque di avere sempre esclusivamente una visione di parte che è più informata dal pregiudizio che non dal resto. Seconda cosa, ci sono due osservazioni di fondo che sono state fatte e che magari riprendo perché le condivido. Una in particolare molto interessante l'ho sentita da Deliperi a proposito del costo, perché quello è sicuramente un elemento dirimente su cui però possono anche lì essere dette alcune cose, sempre in base all'esperienza. Terzo elemento, ecco, mi rifaccio proprio all'esordio di Carrus, quando ha detto il metano serve a tutti. E io oggi comunque, rispondo al quesito a chi serve il metano. Non rispondo a un discorso relativo al progetto del metanodotto, che è altro discorso. Peraltro non confondiamo il ragionamento su un progetto di metanodotto di tempo fa, che presupponeva miliardi di metri cubi, eccetera, con l'argomento di oggi, perché è una cosa totalmente diversa. E questo lo dico in base ai dati, in base a di che cosa si discute quando si parla di energia. Badate che i consumi della Sardegna sono veramente infinitesimali e se un tempo era concepibile un ragionamento di avere comunque un grande tubo da cui passano 8 miliardi di metri cubi annui perché era destinato all'Europa, oggi questo non è più all'ordine del giorno, si parla di un'altra cosa. Allora, alcune questioni le ha già messe, se vogliamo, Carlos. Dunque, parlo di questo, giusto per chi non mi conoscesse. Io ho avuto la fortuna, o la sfortuna, comunque per questioni professionali, ho gestito per alcuni anni una centrale in Sardegna, che è la centrale elettrica di Ottana, uno dei più grandi schifi che esistano, proprio una schifezza sotto il profilo fisico, quanto al rendimento, quanto naturalmente al tipo di combustibile, eccetera. Si usava allora, noi abbiamo smesso al 31/12 del 2005, quando ancora aveva la possibilità di stare sul mercato, si usava olio BTZ, un derivato del petrolio, olio a basso tenore di zolfo, ma poco prima si usava l'olio ATZ, quindi ad alto tenore di zolfo. Vi ricordo, ecco, che normalmente, un po' di tempo fa, parlo ancora fino agli anni 90, quando si ragionava sulla energia elettrica, basta riprendere qualche testo di ingegneria impiantistica, gli impianti elettrici oppure gli impianti energetici, cioè nei libri in cui si studiavano le centrali, si veniva riportato che la produzione di energia elettrica era responsabile comunque di 1/3 delle emissioni in atmosfera. Che cosa? Ovviamente la faceva da padrone l'emissione di CO2 e lì l'emissione media allora, parlo degli anni 90, di CO2 in atmosfera era di 850 grammi di CO2 per ogni kilowattora prodotto. Allora venivano emessi in atmosfera anche circa 3,8 grammi di ossidi vari di azoto e 1,9 grammi di biossido di zolfo. Dallo zolfo derivano le piogge acide, eccetera, eccetera. In questi ultimi 20 anni, quindi parlo dall'inizio del decreto Bersani del 99 fino ad ora, badate che il parco energetico nazionale è stato totalmente rinnovato. Sono entrati in produzione tantissimi cicli combinati a metano. Io ne ho gestito uno per anni a Biella e so di che cosa parlo, così come ho gestito quell'altra schifezza appunto di Ottana. È un altro discorso, perché? Perché l'emissione, parlo come combustibile, l'emissione di CO2 da metano è di 380 grammi di CO2 per kilowattora prodotto. Quindi stiamo parlando di elementi totalmente differenti, perché
si sono sviluppati tutti quegli impianti. Parlo dell'Italia, non della Sardegna, poi arriviamo alla Sardegna. Perché appunto bisognava intervenire sotto il fronte ambientale, ma anche sotto il fronte della produzione e dell'efficienza. Quindi si sono migliorate le reti, sono diminuite le perdite. Per farla breve, abbiamo oggi un valore medio di 500 grammi, questo è il livello di emissione attuale di CO2 per kilowattora prodotto. Nel giro di 20 anni le emissioni sono diminuite grazie al metano di oltre il 40%. Quindi questo è il discorso del metano in Italia, rigorosamente in Italia. No, non confondiamo le cose, l'avevo già detto prima. Ragioniamo anche, scusate, da un punto di vista dei costi per rispondere a chi serve. Io sono un consumatore come tutti oggi. Personalmente ho un'utenza gas in Veneto per questioni familiari. Io pago il metano in Veneto 46 centesimi di euro a metro cubo. 46 centesimi di euro. Se voi chiedete ad amici che avete nel nord Italia, la variazione a seconda della città e a seconda del fornitore va da 39, 45, 46, 48 centesimi, non supera 50 centesimi. Allora se parliamo da un punto di vista del consumatore, che era il ragionamento che prima faceva Carlos, certo che conviene. Perché non riconoscere queste cose? Altro è, ripeto, ragionare su quel progetto e ragionare su un metanodotto e ragionare sulle conseguenze che ci possono essere, ma su questo mi pare che siano già intervenuti altri, quindi è inutile che lo riprenda io. Io però su questo aggiungo una considerazione che credo sia utile per tutti noi. Guardate, io mi occupo di energia, ho fatto il primo esame di termodinamica nel 1971. Da allora me ne sono sempre occupato come fisico e poi come ingegnere. Insomma, l'energia, comunque sia, è un elemento di scontro politico rilevante a tutte le latitudini. Qui può essere raccolta l'indicazione che dava prima lo stesso De Liperi. Siccome noi siamo indietro perché abbiamo continuato ad avere le centrali che abbiamo, e anche qui per una piccolissima annotazione, parlo di Ottana, non quando la gestivamo noi, ma dopo, quando è subentrato il grande imprenditore milanese, perché bisogna dirle queste cose. Sappiate che a fronte di, parlo di Clivati, giusto per non fare nomi, a fronte di un prezzo dell'energia nella borsa elettrica italiana che costava 50 euro a megawattora, noi tutti, tutta l'Italia, pagavamo a Clivati 300 euro a megawattora. E sapete perché? Perché comunque avevamo in quella centrale 130 persone che ci lavoravano quando ne bastavano 30. Questi sono gli elementi. Se parliamo poi del progetto in sé e se parliamo comunque di che cosa servirebbe oggi, anche ipotizzando un metanodotto, se volete, badate che in termini di occupazione è veramente risibile. Oggi tutti gli impianti vengono gestiti in maniera automatizzata, quindi il numero di persone è veramente estremamente basso. Allora il ragionamento da fare lì non è da basarsi sull'occupazione, semmai è un discorso di tipo strategico diverso su che modello andare. Però secondo me questo è un problema differente da quello che è stato posto. E la mia unica osservazione al riguardo è questa. 1992, conferenza a Rio de Janeiro sul clima. Si è arrivati al protocollo di Kyoto nel 97 e così di seguito. Quando io ero giovane eravamo sotto le 360 famose parti per milione di CO2 in atmosfera. Adesso siamo a 410 parti per milione di CO2 in atmosfera. E qui veramente sorge un problema paradossale e enorme. Badate che per affrontare questa roba qui noi abbiamo bisogno non tanto della politica, abbiamo bisogno di una classe dirigente tutta in grado di porsi il problema della transizione. E mi permetto di dire che su questo fronte, ai noi, non vedo proprio assolutamente interlocutori che ci possano permettere di fare questo salto. È tutto di là da venire. E se vogliamo ragionare approfonditamente sul modello, bene, io ci sono, perché di fronte a questa domanda devo per forza rispondere così. E da un punto di vista politico, noi tutti abbiamo bisogno non di scontrarci, ma di comporre le posizioni, maledizione. Dobbiamo comporre le migliori posizioni per intraprendere una strada, ma che sia
una strada percorribile e obiettivamente realizzabile, individuando risorse, individuando interlocutori, e gli interlocutori siamo tutti noi, perché io credo molto alla cittadinanza informata sulle cose e in grado di scegliere, e poi sono, diciamo così, tutti i vari organismi intermedi e così di seguito, nessuno escluso. Però la base siamo noi, una cittadinanza informata può fare la differenza. Grazie. Allora, Vincenzo Tiana. Facciamo così. Avevo preparato delle slide, ma vediamo di riassumerle così. Intanto grazie. Allora, a chi serve il metano? La discussione abbiamo avuto, che ricordava Marco, è questa. Cioè, siamo in una società complessa, ci sono direttive europee ben precise. La direttiva principale è decarbonizzazione 2050, zero emissioni, 2050, 30 anni, non è chissà quando, zero emissioni. Ma da quanto stiamo partendo delle emissioni? Perché il protocollo di Kyoto, che è stato ricordato prima, è stato firmato, e il protocollo di Kyoto ha detto che la base di riferimento era il 90. Nel 1990 in Sardegna c'erano 16 milioni di tonnellate di CO2 emesse all'anno in quel periodo. Poi si è arrivati anche a 19 milioni nel 1995, 19 milioni di tonnellate. Siamo sempre 1.600.000 abitanti, quindi 10 tonnellate per abitante. La media dell'Italia è 6 tonnellate per abitante. La Sardegna si colloca come il Giappone, 12 tonnellate per abitante, o come la Germania, 11 tonnellate per abitante, se vogliamo fare qualche statistica. Quindi la Sardegna deve fare la sua parte per ridurre, anche perché ne emette più della media dell'Italia. Vediamo la situazione attuale. Allora, l'Unione Europea ci sta proponendo degli obiettivi ambiziosissimi, cioè zero emissioni di CO2, se poi non so zero, saranno 0, ma insomma quella è la direzione. Tant'è vero che nel programmi europei 2021-2027, nella programmazione dei fondi comunitari, più del 25% sarà destinato al climate change, cioè l'avete letto sui giornali, la Germania sta investendo 100 miliardi di euro. Ecco, la Sardegna sembra che siamo fuori dall'Europa, perché in Sardegna prendiamo i pezzi, un giorno parliamo di metano, un giorno di un'altra cosa. Allora, mettiamo in ordine le cose che sono progetti in itinere. Allora, per quanto riguarda il metano, 2 anni fa è stato presentato alla Commissione Via Nazionale il progetto per il deposito costiero Porto Canale con mini rigassificatore. 2 anni fa è stato presentato alla Commissione Via il deposito costiero di Santa Giusta Oristano, prima della società al gas, poi della società mi pare Edison, e poi della Ilvi Petrolifera. L'anno scorso, maggio dell'anno scorso, è stato presentato alla Commissione Via Nazionale il progetto della SNAM. Prima c'erano due progetti che riguarda non i depositi costieri, ma solo il metanodotto, il ramo nord, e poi un'altra valutazione, il ramo sud. Quindi come associazioni ci siamo dovuti impegnare a presentare osservazioni specifiche su questi due, quindi ramo sud è Cagliari, Palma Arborea, ramo nord è Palma Arborea a Porto Torres. La SNAM ha presentato, non in accordo con gli altri che hanno presentato i depositi costieri, ma per fare un deposito, per fare una dorsale bisogna che qualcuno porti il metano. Quindi noi abbiamo scritto con tanto di posta certificata che Legambiente è contraria alla dorsale, sia ramo nord che ramo sud. Abbiamo detto, poi vediamo dopo, che invece sui depositi costieri ragioniamo sui depositi costieri perché nella strategia energetica nazionale, che veniva ricordata luglio 2017, veniva detto appunto no alla metanizzazione. Ecco, cominciamo a dire che in Sardegna
nessuna strategia, nessun documento si parla di metanizzazione della Sardegna. Qui credo che sia improprio, lo dobbiamo detto a Michele Calvi, parlare di metanizzazione, enfatizzare questo. Non c'è. In tutti i documenti nazionali, PNIEC, SEN, si parla di metano come elemento per chiudere più rapidamente possibile le centrali a carbone. Allora, in Sardegna abbiamo a livello nazionale l'Enel ha già firmato, ha già dato l'accordo per chiudere 8 centrali a carbone, Civitavecchia, Monfalcone, La Spezia, Brindisi, per chiudere, e da 8.000 megawatt e si scenderebbe a 2.000 megawatt di turbogas per interventi solo in caso di richiesta energetica. Poi, cosa c'è allo stato di documenti? Ecco, progetti, prima si parlava di progetti. C'è il progetto che sta andando avanti, l'unico dell'elettrodotto, del nuovo elettrodotto Sardegna, Sicilia, continente, che servirebbe a rafforzare, che è un'esigenza nazionale, rafforzare tutto il sistema elettrico nazionale, perché dal punto di vista tecnico lo sviluppo delle rinnovabili e quindi l'instabilità della rete ha richiesto di rafforzare molto gli interventi a maglia. La Sardegna è già collegata con la rete nazionale, quindi europea, con Sarcoi, Sapei, e anche poi c'è anche il piccolo elettrodotto con la Corsica, il Sarco cosiddetto, che serve solo per la Corsica, il Sarcoi che viene potenziato, il Sapei, vi ricordo tutti, eravamo d'accordo, 1000 megawatt, due conduttori per 500 megawatt ognuno, e adesso si farà a Sardegna, Sicilia, a Campania, per stabilizzare proprio la rete, perché cosa è successo in questi ultimi 20 anni? Che prima era soprattutto la produzione di energia era nel nord Italia e veniva poi spostata al sud, l'abbiamo detto, insomma, documentato nell'ultima conferenza che abbiamo fatto il 7 ottobre a Cagliari come Legambiente. Adesso è dal sud soprattutto lo sviluppo delle rinnovabili, che c'è maggiore produzione di energia verso il nord Italia. Comunque, questo nuovo elettrodotto è allo stato dell'arte, è in progettazione, si farà perché serve alla Sardegna poter essere più connessa col continente e poter chiudere più rapidamente possibile, un elemento per chiudere più rapidamente possibile le centrali a carbone di Fiumesanto e di Portoscuso, le centrali a carbone che dovranno essere chiuse. Se non è il 2025, sarà il 2024, 2026, ma bisogna programmare oggi la chiusura. Questo dicono tutti i documenti nazionali. E allora, in questa complessità, prendere solo il metano da solo cosa può fare? Noi abbiamo detto, depositi costieri a Bocca di Miniera, se poi diceva un tempo, ecco, a Portoscuso serve un deposito per riconvertire rapidamente, quindi una cosa piccola, modulare, flessibile, una cosa a Porto Torres. Ricordo che c'è tutte le banchine portuali della petrolchimica completamente in abbandono e potenzialmente utili. Portoscuso pure, la nuova banchina che è stata realizzata per l'Euralumina. Cagliari c'è il Portocanale, noi abbiamo obiettato al Portocanale che va bene il deposito ma deve essere spostato, non all'imbocco del Portocanale vicino al villaggio pescatori, abbiamo presentato le nostre osservazioni. Ecco, allora, queste realtà, Oristano servirebbe tutto il sistema intorno a Oristano. Perché bastano questi 4 depositi costieri con alta flessibilità? L'anno scorso si è svolto un convegno nazionale a Cagliari sul GNL. C'è modularità, flessibilità, sicurezza, ci sono addirittura adesso in costruzione in Cina una nave che ha all'interno proprio, non c'è bisogno neanche di fare cose a terra, perché fa da nave metaniera e da riconversione. Allora, tutto questo per chiudere rapidamente, la cosa principale è chiudere quelle emissioni di CO2, dobbiamo abbassarle, dobbiamo ridurle più rapidamente possibile. Perché? Perché dobbiamo sviluppare le rinnovabili. Allora, in Sardegna abbiamo già, quindi se mettiamo la complessità
2000 megawatt già di rinnovabili, 1100 di eolico già installato, già funzionante, e 950 di fotovoltaico. Ma se vogliamo andare nella direzione dell'Europa dobbiamo almeno raddoppiare le rinnovabili. Come? Prima è stato detto, con la massima compatibilità col PPR. Noi abbiamo un valore principale, il paesaggio, dobbiamo difenderlo, e le rinnovabili devono essere un valore aggiunto del paesaggio. Con l'Associazione Nazionale delle Rinnovabili è stato fatto un convegno, la bellezza delle rinnovabili, i paesaggi energetici, queste sono la sfida del futuro. Se quella è la direzione indicata dagli accordi di Parigi dall'Europa, quella è la nostra sfida, cioè le rinnovabili devono migliorare il paesaggio. Non è detto, noi siamo stati sempre contrari come Lega Ambiente, abbiamo bocciato tanti impianti perché non è detto, non può essere l'equazione, siccome sono rinnovabili allora si possono fare dappertutto. No, devono essere fatti meglio degli altri impianti perché danno la sfida del paesaggio, perché sono il futuro. Ecco, se l'Europa ci sta dicendo che quello è il futuro, allora queste sfide noi come Lega Ambiente abbiamo animato da mesi un laboratorio con tante iniziative, tanti convegni, uno abbiamo fatto il 21 di ottobre in Facoltà di Ingegneria. Ecco, la sfida è questa, i paesaggi energetici innovativi, nuovi. Sto concludendo, per cui ribadiamo, in un sistema complesso non è metano sì e metano no, metano tanto che basta in maniera flessibile per poter, dopo 3 anni si rinuncia, bene. Adesso, prima si è parlato dell'Euralumina. L'Euralumina adesso insomma, avete parlato, penso, insomma, con i lavoratori dell'Euralumina. Allora, diciamo, lo ripeto anche qui, Lega Ambiente è vicina ai lavoratori, l'ho detto a Michele, cioè noi ci confrontiamo con i lavoratori e li capiamo. Cioè, se i lavoratori dell'Euralumina mi dicono che il 31 dicembre gli scade la cassa integrazione e sono in cassa integrazione da 10 anni, noi li capiamo, non sono loro che devono fare la politica, è la regione che deve fare una politica diversa. Quindi cosa abbiamo chiesto alla regione, visto che c'è un sistema complesso, che intanto l'Euralumina sta già pensando di farsi un piccolo deposito costiero, perché la centrale a carbone sarà chiusa, sarà anche nel 2024. Tra l'altro nel PNIEC, qualcuno se lo ricorda, a gennaio, c'era scritto phase out 2025, ma bisogna lavorare per chiudere il 2023. C'era scritto anche così. No. Allora, per cui, in sintesi, cosa abbiamo detto? Abbiamo incontrato anche il presidente della regione e gli abbiamo detto che la regione Sardegna deve presentare un pacchetto che metta insieme queste cose, per creare nuova occupazione, per potersi sedere al tavolo e chiedere una quota di finanziamenti all'Europa. L'Europa chiede scelte innovative e ambiziose. Bene, l'Europa aiuti tutte le zone industriali a riconvertirsi, perché quei posti di lavoro devono essere sostituiti con occupazione nuova, adeguata ai tempi. Questa è la sfida che abbiamo alla Sardegna. Altrimenti, se un giorno parliamo di metano, un giorno di un'altra cosa, poi tutti gli altri saranno contenti se la Sardegna non accede a quei finanziamenti. Grazie. Allora, nell'elenco che ho io, l'ho già comunicato prima, dovranno intervenire Alice Beccari e Samed Ismail, faranno un intervento assieme. Ne approfitto per dire il nome di tutti gli amici, i compagni che dovranno ancora intervenire. Dopo di loro ci sarà Antonio Muscas, poi i due Meloni, Giovanni che viene da Sassari e Giacomo che viene da Cagliari, e infine adesso la vedo Claudia Zuncheddo. Chiedo scusa. Ricorda di donare del denaro anche. Sì. C'è Roberto Mirasola che ha una comunicazione importantissima da dare. L'ho già data. L'hai già data? Va bene. Allora, a voi la parola. Comunicazione personale. Io sono Samed Ismail di Fridays for Future. Come finisco? Sono Alice Beccari di Fridays for Future Cagliari. Ho 16 anni e frequento il liceo classico. Il movimento di cui facciamo parte, Samed ed io,
Fridays for Future, Venerdì per il futuro, è nato poco più di un anno fa, ispirandosi all'attivismo della nostra coetanea Greta Thunberg. Questo movimento, che porta in piazza milioni di persone in tutto il mondo, ha lo scopo di sensibilizzare sulla grande emergenza climatica che ci troviamo ad affrontare. Il 98% dei climatologi sono concordi nel dire che il cambiamento climatico è causato dall'uomo. Abbiamo solo 10 anni per invertire la rotta. Cosa significa invertire rotta? Abbandonare completamente i combustibili fossili entro 10 anni. Non vi sono alternative possibili per ottenere questo. Bisogna cambiare il sistema economico e rendere la sostenibilità accessibile a tutti. Il coordinamento regionale di Fridays for Future della Sardegna ha scelto di occuparsi principalmente di contrastare il grande progetto di metanizzazione della Sardegna, progetto inutile, costoso e ambientalmente insostenibile, di cui vi parlerà Samuel. Stiamo studiando per il nostro futuro, stiamo lottando per il nostro futuro, stiamo saltando le lezioni per insegnarne una a voi. Ci criticate perché saltiamo la scuola, ma continuate a rubare il nostro futuro. Sappiate che il cambiamento ci sarà, che lo vogliate oppure no. Ora io proverò a rispondere alla domanda a chi serve il metano. Il metano serve a pochi e soliti noti che sappiamo che fanno i soldi con questo genere di progetti. E non solo non serve al popolo sardo, ma è dannoso e dannosissimo per il popolo sardo e per il suo futuro. Dal punto di vista ambientale non credo che che la questione sia, nel senso, è evidente, gli studi ci sono, che il metano non sia un'ipotesi sostenibile dal punto di vista ambientale, nemmeno per la transizione energetica, è un clima alterante. Il gioco che si sta facendo a livello globale è quello di sostituire un fossile ad un altro, semplicemente è questo. E la Sardegna ricade in questa rotta, per cui diventa il deposito di metano per l'Europa, che si deve approvvigionare del metano. Ma ritorniamo alla domanda: a chi serve? Vediamo come è successo, veniva ricordato in apertura, la crociata, la Santa Alleanza tra la politica, Confindustria, CGIL e gli altri sindacati confederali. È giusto l'invito comunque a trovare una sintesi tra le posizioni. Io credo che per una sintesi con determinate posizioni che sono totalmente ideologiche, come quella che è stata espressa da Carlos in apertura, è inattuabile, perché dire che il ritardo della Sardegna, il sottosviluppo della Sardegna dipende dal metano è evidente a tutti, è un'assurdità grave, detta da un dal segretario della CGIL, perché se noi vediamo la Sardegna in Europa, di fatto la Sardegna in Europa è l'Italia. Di fatto cosa succede? Se noi vediamo la cartina del PIL, il nord Italia naviga con le regioni più sviluppate d'Europa e il sud c'è proprio questa demarcazione geografica e le isole sono in ritardo e in sottosviluppo. Però la cosa interessante è quale? La Sardegna non è tra le più arretrate delle regioni del Mezzogiorno e la Sicilia, ma anzi è anche in posizione, diciamo, non così pessima. Come si spiega, visto che quelle regioni del meridione, la Sicilia hanno il metano? E la Sardegna me lo deve spiegare questo, perché non è chiaro. E anzi, è quello di cui... E questo rientra nel problema di cui parlava Gramsci, che è la questione meridionale, che si è aggravata proprio con quei piani di rinascita che venivano indicati in apertura. E non si può da una parte accusare lo sviluppo capitalistico, le storture dello sviluppo capitalistico, riproponendo lo stesso modello capitalistico e le stesse industrie che sono dannose per la società sarda e per l'ambiente. Però è evidente la malafede di chi sostiene il progetto del metano, di chi tira in ballo i lavoratori e dice di fare questa battaglia in nome dei lavoratori, quando proprio in nome dei lavoratori non c'è futuro.
E io chiedo, quando dovremo queste industrie, se mai ripartiranno, io non ci credo assolutamente, se dovessero ripartire, quando poi richiuderanno, cosa si dirà? Che altra favoletta si andrà ad inventare? Che favoletta si andrà ad inventare quando noi ci ritroveremo non solo quei posti di lavoro e la situazione pessima a livello sociale, ricordiamo tra le regioniste del Sud ci segue la messa a peggio, guarda a caso. Cosa ci ritroveremo a dire quando oltretutto dovremo smaltire il metano e saremo irritati dal punto di vista dello sviluppo economico, perché in realtà il mondo nel mentre sarà andato verso il rinnovabile? Queste sono le questioni da stabilire per vedere a chi serve il metano. E io dico, e lo posso affermare tranquillamente, che il metano non serve assolutamente al futuro della Sardegna, e noi, se vogliamo un futuro della Sardegna di un altro tipo dal punto di vista dell'occupazione e dell'ambiente, dobbiamo provare a fare una vera transizione, che non significano queste barzellette. Dobbiamo soprattutto pianificare l'economia e tutto quello che ne concerne, non fare i piani raffazzonati dell'assessore all'industria Pili, della CGIL e della Confindustria, che vanno sempre a braccetto in queste occasioni. Buon proseguimento. Allora, comunico i nomi degli amici, dei compagni che vogliono intervenire. Io ho 5 iscritti. Come? No. Sì, il primo è Antonio Musco, poi ci sono i 2 Meloni, Giovanni e Giacomo, poi c'è Claudia Zucchetto e poi adesso Roberto Loddo mi ha informato che c'è iscritta anche Maria Laura Orlù. È andata via. È andata via, infatti, l'ho vista. È andata via. Allora, Antonio. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. Io vorrei partire subito dalla questione Eurallumina, poi passo a temi di carattere più generale, perché l'Eurallumina viene tirata in ballo continuamente come ragione della metanizzazione della Sardegna. Io ho in mano la delibera numero 966 del 22 febbraio 2019, in cui si dice chiaramente a pagina 2 che la durata temporale dell'esercizio della raffineria è stata ridotta da 25 a 10 anni. E questo per ragioni legate all'impatto ambientale dello stabilimento. Allora, detto in parole povere, 10 anni vuol dire che se l'Eurallumina parte nel 2020 dovrà chiudere entro il 2030. Se noi metanizziamo, se tutto va bene, nel 2025, la centrale a metano che dovrà soddisfare l'Eurallumina lo farà per 5 anni. Quindi qualcuno mi deve spiegare se si può giustificare un investimento di 1,5 miliardi di euro per far lavorare una raffineria per 5 anni. Ma detto questo, proprio a proposito di Eurallumina, il progetto non è stato approvato, non è stato dato il via libera proprio in questa delibera della giunta regionale a causa di ragioni ambientali e di salute dei lavoratori. Lo stesso MIBACT, il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, dice, viene riportato qua, dice che a causa della forte compromissione del territorio non è più possibile gravare ulteriormente quell'area con ulteriori carichi seppur minimi, perché siamo oltre il massimo consentito, e dice non sono consentiti interventi, usi o attività che possano pregiudicare i processi di bonifica e recupero o comunque aggravare le condizioni di degrado. Qui sta dicendo che non si può fare niente. Allora io sono molto vicino ai lavoratori dell'Eurallumina, ma penso che qualcuno gli sta mettendo la corda al collo, convincendoli che ci sia una prospettiva che non esiste. Allora bisogna dire la verità e cercare le soluzioni alternative, anche alla luce di un discorso di carattere più generale. Ora si dice che il metano, e passo al carattere più generale, si dice che il metano sia il combustibile di transizione, ma questo qua ormai
è stato smentito da diversi studi, incluso uno studio effettuato dalla Commissione europea, la Transport Environment, che dice che veicoli e navi a GNL non forniscono benefici climatici significativi rispetto ai carburanti derivanti dal petrolio, mentre includendo gli effetti delle perdite del metano a monte, i benefici si annullano in quasi tutti i casi. Non sto a elencare i livelli di emissione, perché dice che se rapportate veicoli Euro 6, quindi non Euro 2, e veicoli Euro 6, non vi sono vantaggi significativi per i camion in termini di NOx e PM, quindi particolato stiamo dicendo. I diesel HPDI hanno emissioni di NOx leggermente superiori, ma emettono meno particolato. Il GNL per le navi perde ogni vantaggio anche rispetto al gasolio marino a basso tenore di zolfo se per quest'ultimo vengono utilizzati sistemi di post-trattamento. Un'altra questione non meno importante riguarda, scusate, cerco di fare in fretta, riguarda ciò che è stato detto per il biogas, perché si è detto che una volta superato il metano noi nelle condotte dovremmo buttare biometano, quindi dovremmo trasformare i terreni agricoli, già non produciamo nulla, abbiamo 1.200.000 ettari di terreno fertile in Sardegna che sono utilizzati poco e nulla, dovremmo trasformarli per coltivazione biomassa. Vi faccio presente che per un megawatt è una millesima parte di un gigawatt e noi in Sardegna solo di energia elettrica consumiamo circa 9.000 gigawatt. Gigawattora, scusa, sì. Gigawattora, hai ragione, scusa, nella fretta. Per produrre il megawatt è la potenza, il megawattora è l'energia prodotta. Per produrre un megawattora di energia elettrica servono tra 2,8 e 3 milioni di metri cubi d'acqua e circa 500 ettari di terreno. E se noi facciamo il conto della quantità di suolo agricolo presente in Sardegna, sono 1.142.000 ettari, noi riusciremo a produrre a malapena, facendo la rotazione terreni e quant'altro, 800, e potremmo installare circa 810 megawatt di potenza per produrre 648 gigawattora, cioè meno del 10% del consumo energetico elettrico. Allora, i dati sono questi. L'altra questione è questa: l'Italia, che si sta dotando di metano, ha modificato il sistema di produzione, è vero, ha installato i sistemi a turbogas e quant'altro, eppure per il terzo anno consecutivo le emissioni dell'Italia continuano a aumentare. Quindi, nonostante il piano di riduzione delle emissioni, l'Europa e l'Italia continuano a aumentare le emissioni, segno evidente che non c'è un piano serio di abbattimento delle emissioni. È segno evidente anche che il problema è articolato e non può essere affrontato con la propaganda. Ora, noi in Sardegna dobbiamo discutere metano sì e metano no. Intanto, un'altra cosa importante da dire: il metano non arriverà nella casa dei sardi, non di tutti, perché la dorsale del metano non prevede le ramificazioni fino a tutti i comuni della Sardegna. Sono previste alcune ramificazioni per Villacidro, San Luri, Valle Hermosa, Marrubio, eccetera, e si ferma lì. La ulteriore ramificazione per arrivare soprattutto nella zona est della Sardegna è un altro progetto da fare e non esiste. Quindi quando uno dice che ci sarà un risparmio per i sardi, sta dicendo una cosa, diciamo, non corretta, e non è neanche giusto, perché noi stiamo illudendo le persone che il gas sarà a beneficio dei cittadini e invece questo non è vero. Quindi la questione è perché il metano? Il metano lo utilizziamo, oggi lo vogliamo soprattutto perché non paga le accise, perché il prezzo industriale del metano messo a confronto con gli altri combustibili fossili è equivalente. Semplicemente non paga le accise ed è un vantaggio. Ma io da tecnico potrei anche convenire che in determinate situazioni, se ci mettiamo attorno a un tavolo tutti quanti e discutiamo, possiamo anche accettare che si debbano convertire in fase transitoria le centrali da carbone a metano, cioè ben inteso che queste centrali non devono lavorare a pieno regime, ma servono per compensare le cosiddette variazioni della domanda e dell'offerta.
Quindi stiamo parlando anche di un altro utilizzo delle centrali. Quindi la domanda è: perché dovremmo utilizzare il metano? E dovremmo discutere seriamente di questo. Dopodiché, quanto metano? Perché se io vado a vedere i progetti oggi di metanizzazione della Sardegna non corrispondono con i consumi calcolati. Io cosa me ne faccio di questa infrastruttura quando poi io devo andare a utilizzare il metano come transizione? Io faccio un investimento di 1,5 miliardi di euro sulla Sardegna, modifico perché devo impostare, fare una trasformazione completa del sistema energetico. Perché cosa poi? Dopo che ho fatto un investimento dovrò recuperare i soldi. Cosa chiudo il rubinetto dopo 5 anni? Penso che sia improponibile questa cosa. Quindi anche lì dobbiamo dirci la verità. Dobbiamo sapere perché ci serve il metano, perché cosa lo dobbiamo utilizzare e per quanto tempo. Invece, a proposito di quello che si dice, che ci sono persone che teorizzano, che avanzano altre proposte insostenibili, io in questo momento non ho mai visto un dibattito serio dove intorno a un tavolo si mettono i dati reali per anche prospettare la salvaguardia dei posti di lavoro, perché gli operai dell'Euroalluminio, lo ripeto qua, sono condannati a morire in termini di lavoro e anche in termini di salute se continua così a causa del degrado di quel territorio. Ora, siccome noi, e chiudo, non mi voglio trattenere oltre, effettivamente abbiamo bisogno di impostare il futuro lavorativo e ambientale della Sardegna, è necessario che abbiamo anche un progetto di industrializzazione, perché io non sono mica contrario all'industria, io sono favorevole all'industria, ma dobbiamo capire di quale tipo di industria stiamo parlando e che tipo di impatti ha sull'ambiente, perché poi il ragionamento deve essere fatto complessivamente. Un'altra cosa importante è questa, che noi quando parliamo di metano ci riferiamo quasi sempre all'energia elettrica. Ora, premesso che noi dobbiamo andare verso la forte elettrificazione di tutti i consumi energetici, l'energia elettrica, come ha detto giustamente prima Fernando, rappresenta solo una parte della, anche se in futuro si presume che per arrivare ad abbattere i consumi noi dovremmo arrivare al 2050 credo almeno al 60% di elettrificazione con credo il 90% di energia rinnovabile orientativamente. Allora questi sono i dati che ci interessano. Vogliamo veramente ragionare di queste cose o dobbiamo continuare a farci la guerra perché noi comunque dobbiamo contrastare le multinazionali che vogliono arrivare qua e creare un altro monopolio in Sardegna? Io questa è la domanda che faccio. Ci vogliamo ragionare per il bene di tutti oppure dobbiamo fare le barricate? Grazie. Scusa, posso fare una domanda? Vieni, No. e fai anche l'intervento. Ma se vuoi... No, se vuoi tu. No, siccome io ho letto il libro Sì. di Muscas, mi aspettavo tutto sommato che... Mi aspettavo, scusate per la voce, che tutto sommato desse una risposta importante, secondo me, alla domanda rivolta all'Assemblea da Stefano, cioè i costi, chi paga i costi? A me sembra che questo sia il problema cruciale del dibattito che stiamo svolgendo. Perché? Perché noi non stiamo discutendo qua sul fabbisogno, non mi pare che abbiamo differenze intorno al fabbisogno, che non è peraltro quello che registriamo adesso. Se abbiamo una prospettiva di sviluppo di questa regione, non può essere che il fabbisogno si assesti sulle cifre attuali, perché l'attuale fabbisogno è il risultato di una deindustrializzazione selvaggia. Allora, se abbiamo in testa che in qualche modo c'è un modello di sviluppo da rilanciare che comprende anche l'industria, noi dobbiamo pensare che il fabbisogno non sia quello di cui stiamo parlando adesso o che registriamo ora.
Noi abbiamo bisogno di pensare a fabbisogni di altra natura. Quindi non è questo quello che stiamo discutendo. E così non stiamo discutendo tutti i vantaggi che Michele puntualmente ha poc'anzi enumerato rispetto all'utilizzo del metano. Io che sono un povero vecchietto, mi ricordo che dopo la prima conferenza sul clima del 1992, noi incominciamo a interrogarci tutti su come poteva essere utilizzato il metano contro che cosa? Contro il carbone. Ed è così. Facemmo a Sassari un convegno, allora come Rifondazione Comunista, in cui mettevamo in evidenza che era necessario, 1994, 25 anni fa, in cui mettemmo in evidenza come fosse necessario, per sventare il pericolo del carbone, ricorrere al metano. Il fatto che oggi facciamo questo discorso 25 anni dopo la dice lunga sulla classe dirigente di questi anni. Allora non è nemmeno questa la cosa di cui stiamo discutendo. Stiamo discutendo di un'altra cosa. Come si colloca nel futuro la cosiddetta metanizzazione? Di questo stiamo discutendo. E allora qual è il futuro energetico? Ma ci sono corsi universitari, tra cui qualcuno anche a Cagliari e a Sassari, a cui partecipano persone ben conosciute come docenti. Il futuro che si può immaginare è che sempre di più la produzione dell'energia sarà vicina al consumatore. Vi ricordate le cose contenute nei vari piani di rinascita e anche nella semplice propaganda politica sulla elettrificazione delle campagne? Chi ne parla più? Non ne parla più nessuno, in parte perché sono elettrificate. Ma in realtà sì, però in realtà l'elettrificazione delle campagne è una cosa che si può fare tranquillamente consorziando i produttori nel posto in cui si trovano. Non abbiamo bisogno di altro. E così succederà anche nelle città. Lo sviluppo di varie forme di energie alternative da questo punto di vista ci dice qual è il futuro. Allora inevitabilmente il metano è fase di transizione. La cosa di cui stiamo discutendo è, mi permetto di mettere l'accento su un punto, la cosa di cui stiamo discutendo è, ma la fase di transizione quanto dura? Il problema è tecnologico. Il problema è tecnologico, perché se noi diciamo sì, è politico sotto il profilo del costo, è sotto il profilo dei vantaggi, ma è tecnologico da un punto di vista preciso. La tecnologia attuale ci consente di avere un approvvigionamento che soddisfi al fabbisogno in 5 anni, in 10 anni, in 30 anni, in 50 anni. Questa è la domanda vera, perché se la risposta fosse 25 anni, allora noi dovremmo pensare, avendo risposto alla domanda iniziale, chi paga i costi, noi dovremmo pensare che in questi 25 anni la Sardegna sarebbe condannata ad uno squilibrio del costo dell'energia pari a quello che attualmente subiamo. Quindi noi dobbiamo rispondere: il metano è conveniente dal punto di vista dei costi? E secondo, quando è che possiamo farne a meno?
In quanti anni? La domanda è naturalmente politica, perché c'è una scelta da fare, però qua ci sono delle risposte tecnologiche che devono essere date. Allora, siccome io sono convinto che il tempo per avere reti stabili, e da questo punto di vista entra in ballo la questione dell'elettrodotto con la Sicilia, su cui non ho visto una grande chiarezza di idee tutto sommato, però è evidente che questa cosa dell'elettrodotto con la Sicilia significa che se noi Sicilia è il continente, no, è l'Europa, no, ma certo che è l'Europa, anche se fosse solo con la Sicilia sarebbe l'Europa, anche se fosse solo, però deve andare anche in Campania. La Sicilia non è collegata con l'Europa. La Sicilia è collegata con l'Europa, come noi. Non fare anche tu, non spacciamo la Sicilia per isola, perché insomma la Sicilia è una falsa isola. Allora, sì, va bene, voi capite la battuta naturalmente, non siamo due isole comparabili. Allora, basta non essere siciliano e la questione è che a queste domande noi dobbiamo dare una risposta se vogliamo fare quella cosa che anche a me, come diceva poc'anzi Codonesu, mi sembra essenziale. Noi dobbiamo trovare una composizione, assolutamente la dobbiamo trovare. Il fatto di non averla trovata per il passato ci ha portato a questa situazione. È vera la cosa che dice Stefano De Liperi quando afferma questa discussione è molto in ritardo. È molto in ritardo e tuttavia questa discussione è ineludibile. In ritardo sì, ma ineludibile. E allora, concludo, se noi pensiamo che la rete possa avere una stabilizzazione a costi più bassi da quelli attuali, nel giro di un breve volgere di lustri, 2 al massimo, 10 anni, allora l'investimento necessario per il metano può essere dedicato ad altre cose, all'abbattimento dei costi. Attenzione, naturalmente, sento già il coro, ma le norme europee non consentono. Non è vero, qua c'è tutto un discorso da fare in cui naturalmente entra anche il discorso dell'insularità. Non l'insularità in Costituzione, per carità, ma dell'insularità, delle politiche per l'insularità. Mi sente Maria Antonietta? Sì, se mi sente Maria Antonietta, gli manderò una cosa. Un minuto. Vediamo. Sì, finisco subito. Immaginiamo, vorrei finire immaginando un panorama che è il seguente. Diciamo depositi costieri e rigassificazione. È esattamente il programma per il quale molti comuni, compreso Porto Torres, si battevano all'inizio degli anni 90. È identico, preciso. Era questa la cosa. E a quel tempo mi era capitato di osservare che diventeremmo campioni mondiali per una particolarità, che nel luogo dove c'è il Parco Nazionale dell'Asinara ci sarebbe questo va e vieni di mettaniere che vanno. Bettini, che era venuto al nostro congresso, Bettini, Borotalco Nero per intenderci, che era venuto al nostro congresso, diceva: ma vi rendete conto che vi state mettendo una bomba atomica più grande di quella di Hiroshima a casa? Allora noi dobbiamo dare una risposta a questa cosa, perché altrimenti non se ne esce. E nel buio che c'è, sia di conoscenze, sia di decisioni politiche, può passare qualsiasi cosa. Cristina ricorda che... No, io ho finito, solo per dire che c'era una cosa molto interessante alla metà dei primi anni del 2000. Sì, ho capito, sto chiudendo. E la cosa interessante era
che si prevedeva la costruzione del Galsi, che tutto sommato era una cosa poco impattante e che avrebbe tutto sommato consentito la ramificazione in tutta l'isola. Dobbiamo entrare nell'ordine di idee, non ingannare i sardi, sapendo che o è la cosa che dice Muscas, cioè funghi, alcuni piccoli funghi che servono a cose mirate ma non a fornire metano ai sardi, oppure è un'altra cosa. Se è un'altra cosa dobbiamo studiare che cosa. Ancora 2 interventi, Giacomo e poi Claudia. Io ringrazio e sarò brevissimo perché sono state dette delle cose interessanti. Io sono venuto per imparare, anche se devo dire che la mia organizzazione già con l'insediamento di Cappellacci mandò a Cappellacci proprio il giorno in cui si insediò esattamente il progetto sul riciclo dell'alluminio, suggerito e scritto da Migaletto, da Vincenzo Migaletto. Quindi siamo, diciamo, in quegli anni. Poi le osservazioni sia al ramo sud prima e poi al ramo nord della dorsale sono state fatte direttamente e inviate a tutti gli organi da parte della Confederazione Sindacale e della Socio Consumatori Sardegna nel luglio e nel giugno e nel luglio e nell'agosto del 2018. Quindi io sono ben documentato, non entro nel merito, però voglio per esempio portare questo dato. Siccome la domanda di Stefano era chi paga i costi, io vorrei ricordare che in 3 anni il costo del metano è salito del 26% rispetto al fatto che con la crisi che si è aperta Stati Uniti e Cina e col fatto che il prezzo del petrolio sta aumentando, il metano non è vero che è rimasto agli stessi costi, è aumentato del 26%. E qui c'ho il dato relativamente sia al mercato in Spagna, che è indicato come importante come indicatore, e sia quello inglese. Nello stesso piano energetico regionale, per esempio, si evita di affrontare questo discorso. Quanto costa il metano? Non c'è risposta, eppure il piano, energetico regionale. Poi, è vero che si risparmia, ha ragione l'ingegnere Codoneso che dice, ma io nel Veneto, nella mia casa dei parenti, ho un costo inferiore, eccetera. D'accordissimo. Ma stai parlando di una regione dove c'è già in atto tutta l'infrastrutturazione. Qui in Sardegna, a me, utente, dovrei cambiare tutto. E ho fatto, rapidamente un calcolo. Mi servirebbero dai 950 a 1500 euro per portare il metano in casa mia, perché devo cambiare tutto. Devo cambiare l'impianto che ho. Comunque, questi non sono calcoli miei, ma sono calcoli che derivano. Io faccio dono al compagno Michele Cardus di una relazione che avevo fatto a un convegno molto importante a Sassari della Fondazione Segni. Qui c'è solo da correggere il fatto che nel frattempo è intervenuto il Ministero che ha dato l'autorizzazione, però anche queste autorizzazioni, per esempio l'autorizzazione dell'impatto sanitario, è stato fatto o non è stato fatto? L'ISDE ha procurato e ha mandato a tutti i ministeri eccetera un documento corposo già nel giugno del 2017 dove mette in guardia rispetto per esempio all'impatto sanitario. Di questo che io abbia letto non si fa traccia in nessuno dei documenti
relativamente a questi progetti. Quindi diciamo che è importante intanto discutere, e intanto approfondire, e intanto conoscere veramente quelli che sono i documenti. L'intervento di Maria Antonietta metteva in guardia su una cosa molto importante. Dice: dov'è che io, se voglio interessarmi veramente ai progetti, posso andare e verificare e trovare le pubblicazioni che sono importanti e che sono necessarie, perché ci sono leggi europee e italiane che dicono che c'è il dovere di informare. Non è che si dice bisogna informare, no, c'è l'obbligo e il dovere di informare i cittadini su quello che si vuole fare sul territorio. E sul territorio, prima che noi ci dichiariamo d'accordo perché avvenga quello che è prospettato, mi ricordo che in questo convegno avevo di fronte l'assessore Piras, che intervenne e disse: ma in fondo è un tubo di 76 centimetri, non è tutto questo disastro. Io ho avuto facile, subito dopo la parola, ho detto: guarda che assessore, lei è poco informata, perché deve intanto non sono 76 centimetri di tubo, ma c'è l'area di rispetto da una parte e l'area di rispetto dall'altra, e quindi cominciamo a vedere una fascia che è lunga 541-45 km in tutta la Sardegna, che dice di 10 metri. Non è una cosa comunque, anche se 8 metri è sempre una cosa grossa. Comunque, io nel mio piccolo, poiché faccio riferimento anche all'associazione degli agricoltori, li ho messi in guardia e gli ho detto: se vi obbligano perché vi vogliono requisire i terreni, eccetera, eccetera, troveremo il modo di opporci. Se invece non vi obbligano e vi offrono soldi, prima di vendervi i terreni, sappiate che in Sardegna vale una cosa sola. Noi ci siamo salvati dalla fame, anche in epoca industriale, dove c'era chi andava in giro, e io ero uno di quelli selezionati per andare a convincere gli agricoltori che dovessero mollare i terreni e andare nelle fabbriche. Poi mi hanno scartato perché dice: ma lei non è bravo a fare quest'opera, e quindi mi avevano scartato. Però era questa in Sardegna io ho sempre detto ai pastori e agli agricoltori: badate che se voi vi siete salvati da morire di fame è perché avete capito che la terra non si vende ma conviene tenersela, almeno non moriamo di fame. Quindi io, se tanto mi dà tanto, per il metano non mi vendo la terra. Come ultimo intervento Claudia Zunchedo. Buonasera a tutti, mi dispiace essere arrivata con un po' di ritardo, per cui ho perso una parte del dibattito a cui avrei tenuto davvero tanto seguire, però recupereremo in qualche modo. Il problema è il metano. È certo che il dibattito arriva con un ritardo notevole, anche perché quando le altre regioni d'Italia il metano ce l'avevano, noi non avevamo il metano, eppure l'industria c'era in Sardegna allora. Peccato che il problema si stia ponendo oggi in modo molto anomalo, con una delocalizzazione industriale, perché questi sono venuti, hanno fatto i fatti loro, hanno distrutto i nostri territori, ci hanno avvelenato l'ambiente, si sono mangiati i finanziamenti pubblici e sono andati via, sono andati verso altri paradisi da inquinare e così via. Per cui il problema di questa forte esigenza energetica per l'industria si pone relativamente, cioè direi che non si pone oggi questo problema. Il problema, la mia preoccupazione è che anche sull'onda dei finanziamenti da non perdere, perché questo è un altro vizietto un po' della politica sarda in oltre mezzo secolo, che in nome dei finanziamenti che arrivano bisogna accettare ogni sorta di proposta in nome dei finanziamenti. Sino ad oggi la storia nostra ha dimostrato che fiumi di finanziamenti sono arrivati con i 2 piani di rinascita
che sarebbero serviti a far superare il Sulcis ad esempio e il resto della Sardegna da una situazione di sottosviluppo, peccato che a distanza di decenni e decenni non ci sono più i finanziamenti, noi siamo più poveri di prima, i territori sono stati consumati e avvelenati, per cui io vorrei capire bene, io ho paura dei finanziamenti europei accettati a scatola chiusa giusto perché devono incrementare le nostre casse. Le casse di chi? Il problema del gasdotto. Io affrontai, infatti qui ho una specie di cosa che mica vi voglio leggere, ci sono 20 pagine, che era una mozione del luglio-agosto del 2011, una mozione che io presentai in Consiglio regionale su quello scandaloso Galsi, gasdotto Galsi. È una riflessione, anche se superato, si fa per dire, non è del tutto superato quel progetto, perché è stato riacquisito, gli hanno cambiato targa, gli hanno anche allungato di un bel po' di chilometri perché è circa il doppio rispetto al Galsi, quello di cui si parla in questi tempi. E ricordo che nella finanziaria del 2012 c'era proprio un articolo che diceva: destiniamo 150 milioni di euro, cioè tolti dalle nostre casse, per finanziare il gasdotto Galsi, parole testuali, che porterà il gas metano dall'Algeria all'Italia del Nord e all'Europa attraverso la Sardegna. Allora, questa dicitura era stata presa integralmente dal progetto Galsi. Quindi non hanno avuto neanche il pudore, dico i nostri politici, nello stilare questa finanziaria, non hanno neanche avuto il pudore di interpretarlo in diverse, ma ci dicevano praticamente che noi sardi dovevamo comprarci una servitù di passaggio, perché serviva la dorsale a portare il gas metano dall'Algeria al nord Italia, bla bla, attraverso la Sardegna. Non ce lo spiegavano. Rispetto al fatto che mai e poi mai una dorsale potrebbe garantire il gas metano ai comuni, questo è palese, perché è impensabile un sistema di rete come quella. Io faccio riferimento al Galsi perché me ne occupai molto, e che preannunciava una devastazione spaventosa che rientra nei costi. Io oggi avrei voluto parlare come medico ISDE dei costi in termini di salute, ma ci sono costi molto ampi che vanno anche oltre la salute. C'è il problema della sicurezza e c'è il fatto che quel tubetto, che prima era di 1,20 m di diametro, adesso un po' più ridotto, ma non cambia la sostanza, perché va sotterrato a circa 3 metri di profondità, con aree di servizio a destra e a manca, e che non sono 10 metri. Allora si parlava di 80 metri a tratti a destra, questo è nel contratto, 80 a destra, 80 a sinistra, per cui noi avremmo avuto la nostra terra spaccata in due da questa terrificante autostrada. E che poi la gente non avrebbe più potuto accedere, gli agricoltori non avrebbero potuto accedere, per cui era questa sottrazione, questo era scritto nel contratto, era sottrazione del territorio a tutti gli effetti. I problemi, scusate però, facciamo domande, ne discutiamo se vogliamo discutere. È anche un cambio di destinazione d'uso. Il problema del gasdotto andava a interrompere con i 240 km del Galsi, adesso hanno raddoppiato, andavano a interrompere circa 318 corsi d'acqua. Allora, siccome parliamo di costi, parliamo anche di costi in termini idrogeologici. Possibile che non si riesca a fare questi ragionamenti elementari? Mettiamoli nel bilancio e vediamo come i costi crescono. Ma questo, poi abbiamo il problema della sicurezza. I gasdotti sono considerati obsoleti, dei sistemi obsoleti ormai in tutto il mondo, per cui noi dobbiamo portarcelo a casa adesso. Quanto ci costa? Ma in generale, in termini di sicurezza, noi strategicamente non siamo mica messi molto bene, per cui un attentato a un gasdotto è la cosa più semplice che si possa fare oggi. Dico che non ne vale la candela, mettendo sul piatto della bilancia
il rapporto costi-benefici, solo che qui in Sardegna il vizietto è che non si fa mai il discorso del rapporto costi-benefici, perché i costi ricadono su di noi e i benefici vanno normalmente altrove. Comunque, oggi noi rischiamo anche di ritrovarci schiacciati dalla guerra, che è la guerra del gas, di cui non si parla. Infatti noi arriviamo sempre tardi per tutto, arriviamo tardi con i dibattiti, a proporre il metano con notevole ritardo, quando non serve più, arriviamo a discuterne quando ormai tutto è andato oltre. Per cui oggi noi rischiamo di ritrovarci schiacciati dalla guerra del gas, tra tutto il discorso anche della via della setta da una parte, e abbiamo Trump che ha le sue esigenze dall'altra, e tutta gente che sta crescendo e che si sta occupando molto oggi di gas. Questo rispetto al mondo. E anche questa Europa valletta un pochettino in termini diversi quando dice sì, ma bocciamo adesso questo gasdotto, bocciamo, promuoviamo altro. Bisogna vedere anche gli interessi che sono là dentro. Io, scusate, con preoccupazione che oggi voglio dire che non è pensabile che qui in Sardegna continuino a proporre delle cose dall'alto senza che ci sia una consapevolezza e una capacità decisionale dal basso. Questo oggi sta succedendo in modo mostruoso anche con la sperimentazione del 5G. Non è possibile che la gente non ne parli quando c'è il mondo che si sta ribellando, che è la sperimentazione della tecnologia di nuova generazione che sarà uno sterminio. Ma non è Claudia Zunchedo a dire questo, sono gli scienziati indipendenti di tutto il mondo. E solo qualche giorno fa siamo stati alla Camera dei Deputati a discutere, c'era un convegno internazionale proprio su questa sperimentazione. Non c'era uno straccio di politico sardo, c'era altra gente, ma i nostri eletti, i rappresentanti, quelli che sono stati votati in Sardegna, non neanche l'ombra. Per cui io chiudo qui, ma con un auspicio che davvero si discuta di questi temi in termini molto concreti, e non aspettiamoci sempre. Io la politica, scusatemi, io ci sono stata dentro il Consiglio regionale e posso dire mi fanno paura. Qui c'è una mozione che qualche politico firmò, la mia mozione contro il Galsi la firmò perché era forse una bella pubblicità, poi arriva al Senato e spinge e sollecita che passi il gasdotto in Sardegna. Insomma, chiariamoci un attimino le idee. Grazie, scusate, sono più che altro non sfogo questo intervento. Io adesso non voglio fare le conclusioni perché ci penseranno rapidamente Michele e Stefano, però voglio fare una considerazione e una proposta. Cioè, la considerazione è questa, che mi sembra che la discussione che abbiamo fatto stasera sia una discussione molto importante e molto utile. È parziale, se vogliamo, cioè non affronta e non definisce tutti i problemi che abbiamo affrontato, però è un buon punto di partenza. È un buon punto di partenza per cui io propongo che così questo dibattito vada avanti così con quelle caratteristiche anche che sottolineava adesso Claudia, che c'è bisogno di un rapporto con la società perché anch'essa venga così coinvolta su queste cose ed è bene che anche la società espia attraverso le varie strutture, venga anch'essa coinvolta per dare una decisione. Ecco, se vogliamo un errore che noi dei comitati per la tutela della legge regionale, cioè contro la legge regionale sarda, se un errore abbiamo commesso è stato quello di non essere riusciti a creare dei rapporti forti tra gruppi di lavoro territoriali e società e territori. Ecco, questa era la considerazione che io volevo fare. Una precisazione si può fare, scusa. Sì, puoi farla adesso? Sì, ora perché ritengo. No, ma io non avevo ancora... Due interventi brevi, un intervento breve. Io volevo dire
aggiungere questo a quello che ho detto, che credo che sia importante, come ha sottolineato anche Fernando nel suo intervento, approfondire queste questioni, che poi sono questioni di ordine scientifico, tecnologico e politico. Ecco, noi abbiamo bisogno di fare questo. Ecco, se riusciremo a portare avanti questo dibattito, ecco, io proporrei la continuazione della discussione di oggi. Se riusciremo a fare questo, penso che faremo un altro passo in avanti. Ditemi voi come mi devo regolare, perché prima di dare la parola a Michele e a Stefano vedo che ci sono alcuni amici e compagni che alzano la mano e vogliono parlare. Rapidamente. Io ho chiesto di aggiungere una cosa, mi scusi. No, ma io parlo a voce alta perché volevo aggiungere una cosa che può essere addirittura uno dei temi dei prossimi incontri. Allora, in un momento in cui forze dell'ordine, militari, produzione di armamenti e tutto rappresenta un business a livello planetario, allora teniamo conto del fatto che queste infrastrutture favoriscono non poco degli aspetti molto poco rassicuranti, e cioè la militarizzazione del territorio. Salvatore Lai e poi no, c'è quell'altro compagno laggiù in fondo e poi Antonio. No, semplicemente credo che ci debba essere la seconda puntata, e la seconda puntata però deve toccare l'altro aspetto. L'energia non può essere avulsa da un discorso, anzi deve essere funzionale, quale modello di sviluppo che riguarda l'economia e riguarda quale organizzazione sociale di città, di paesi, di territori noi ci diamo. In questo modo credo che possiamo fare un'operazione che io ritengo indispensabile. Badate, ha un significato più generale. Credo che la cosa più seria oggi è quella di evitare una spaccatura tra il mondo sindacale, che io non considero, come qualcuno in modo sbrigativo e superficiale fa dall'altra parte, e il mondo ambientalista. Cioè sono due mondi che sono la prospettiva, ovviamente accanto ai cittadini di buona volontà e accanto a associazioni e così via. Allora occorre fare quello che Gramsci diceva, sforzarsi di mettersi nei panni dell'altro. Attento, non è un discorso, ovviamente fatto salvo un principio che diceva Gramsci, i panni dell'altro mi ci metto se i panni non sono troppo sporchi. Allora dico questa cosa perché questo è fondamentale. Quale modello di sviluppo? Perché attenti, se c'è un elemento di debolezza, io sono d'accordo sulle posizioni ambientaliste, ma c'è un elemento di debolezza da parte di tutti noi. Quale modello di economia? O meglio, la gente deve lavorare, deve produrre reddito, deve campare. Scusami, se ti dà fastidio, più avanti, come si chiama? No, perché sennò il rischio qual è? È quello di fare un ragionamento che salta il problema di chi ti pone una domanda di lavoro. E quindi forse dobbiamo sforzarci di più nel non ripetere le cosine che abbiamo imparato, agricoltura, turismo. Benissimo, mi si deve spiegare però se agricoltura e turismo, che attualmente viaggiano su un PIL che è sotto il 20% entrambe, perché l'agricoltura e la pastorizia può essere sul 6-7%, il turismo è sul 7%, per quanto possiamo stirarli, non risolvono il problema della domanda di lavoro. Quindi noi dobbiamo affrontare un nodo che è il nodo industriale. Ma quale industria? Il nodo, certo, sto parlando di nodo industriale. Nodo vuol dire qualcosa che dobbiamo sciogliere. No, scusate, perché là c'è un problema serio che non si può saltare. È il problema di come la gente vive, campa, lavora. Allora non si può fare un discorso superficiale dicendo ma no, questo problema non esiste, se no molti lavoratori ci dicono, e lo dicono, si fa comodo a parlare in un certo modo perché lo stipendio ce l'avete assicurato. E allora
Noi abbiamo il dovere di avanzare come associazioni, movimenti, una proposta alternativa di modello di sviluppo rispetto al quale si deve costruire un modello di energia. Io batto su questo punto, perché se noi non riusciamo a fare questa cosa, il nostro ragionamento è debole. E dico una cosa al sindacato, a Michele, con cui siamo ottimi amici: il sindacato faccia uno sforzo e provi a essere dentro un grande progetto di rinnovamento della società e dell'economia. Non deve essere solo il discorso della difesa dell'esistente. L'esistente oramai è alle spalle, e alle spalle dobbiamo avere la capacità di, come dire, fare il salto verso un'economia e società diverse, compatibili e socio-compatibili. Questa è la sfida. Per altre posizioni spazi ce ne sono pochi, perché il rischio è una posizione qualunquista che non tiene conto dei bisogni di lavoro della gente. Sì signora, ancora, non è lei che mi impone il dirmene. Ecco. Scusate, ma possiamo continuare a Scusate, discutere stavo parlando, cos'è senza questo? nervosismi? Ho fatto 180 km, signora, e sono venuto, non ho potuto fare l'intervento nonostante fosse segnato lì perché avevo un problema di blocco. Quindi siate cortesi, non siate intolleranti. L'intolleranza non serve a niente. Dico, cerchiamo di essere cortesi e anche corretti, e cerchiamo anche di accettare le opinioni diverse dalle nostre, senza incazzarci perché non siamo d'accordo. Ecco, chi ha da dire delle cose diverse le dica, però le lasci dire anche agli altri. Prego. Buonasera, io sono semplicemente un utente esperto e informato, e sono cresciuto in Nord Italia, quindi ho visto la metanizzazione e anche i lavori di trasformazione che ci sono stati in una zona che è della Brianza, che è a nord di Milano, quindi un po' racconterò quello che vedo in Sardegna, quello che ho visto, e cercherò di rispondere anche al tema dell'industria. Allora, io ci tengo molto alla questione ecologica, e la prima domanda che qui non mi si è posta è: ho una casa, una villetta, ho un impianto termico, sono uno dei pochi che ha il libretto, fa tutte le revisioni, perché voi dovete sapere che in Sardegna non c'è il catasto degli impianti energetici e nessuno può venire a controllare chi eccetera, quindi siamo ancora lì. Io sono l'unico scemo che è arrivato al nord al libretto. Impianto sotto i 35 kW a gasolio. Il gasolio, siccome non c'è metano in Sardegna, viene defiscalizzato, c'è una riduzione d'accisa che va richiesta per un impianto di produzione. Io ho un impianto solare termico, quindi è un gasolio integrato, quindi lo integro d'inverno. Richiesta al tecnico impiantista che è di Vercelli, lavora in Sardegna ma è di Vercelli e gestisce degli impianti a Cagliari. Voglio cambiare la caldaia, voglio vedere cosa posso fare, voglio una condensazione moderna. E mi dice: però guardo anche la transizione energetica, il passo successivo sarebbe quello di una pompa di calore, quindi di andare tutto sull'energia elettrica. Pompa a gas? Aspetti, che devo rispondere perché la signora ha parlato di California, c'è anche quello dentro. Allora, gli chiedo pompa di calore elettrica. Risposta io in termosifoni a bassa temperatura, parliamo di massimo 60 gradi. Mi risponde: con la tecnologia attuale ti costerebbe l'ira di Dio, sia di contratto, sia di disponibilità di potenza, perché tu hai un impianto solare, quindi la corrente la usi nei picchi e quindi non ha senso quello che stai costruendo. Secondo punto, piano energetico sardo, andatevelo a leggere. È vero che noi esportiamo energia, ma la nostra energia è pessima, il 74% è energia termoelettrica prodotta col carbone. La centrale di Fiume Santo, andatevi sul sito della E.ON, così vi fate un'idea. Il rendimento di quella centrale a carbone è del 30%. L'impianto di trasmissione sardo, dati dalla regione Sardegna, è inefficiente. La regione dice che ci deve investire perché la rete di trasmissione non funziona. Adesso è inefficiente, perdiamo il 5%. Io alla presa ho il 25% del carbone che si brucia a Fiume Santo. Se io attacco quella pompa di calore che ha un COP del 3,6, inquino più che bruciare carbone qua, perché lo sto bruciando a Fiume Santo, sono anche NIMBY.
Perché voi dovete sapere che a Sarargius, a Suplano, c'è la partenza dell'elettrodotto più forte della Sardegna che inizia a Sarargius e finisce a Fiume Santo e ha un nodo di interconnessione col Sapei che va col continente. Questo è il nostro sistema elettrico. Quindi accendere una stufa qui significa bruciare carbone a Portovesme. Questo è il nostro sistema. Quindi per avere una pompa di calore in bilancio energetico devo avere un COP di 4. E il tecnico mi ha detto, se tu vuoi acqua calda, il COP scende a 2,1. E gli ho risposto anche, io vado in piscina, io ti ho pescato la piscina, c'è un impianto termico. Si può commutare a pompe di calore una piscina a Cagliari? Non faccio i nomi, conosco gli impianti. Risposta, con la tecnologia attuale a corrente non è possibile. Ci hanno provato un altro impianto a Cagliari, l'effetto è stato rovinoso, sono dovuti tornare indietro. Questo è lo stato della tecnologia attuale. Se noi vogliamo avere 70-75 gradi, forse ci riusciamo con le prossime pompe di calore, perché dovete sapere che l'Unione Europea ha messo al bando i clorofluorocarburi, quindi gli R410 delle pompe non saranno più autorizzati, si andrà a propano, forse andiamo a 70 gradi. Io il pecorino, come faccio a far andare un'industria conserviera? E quanto carico elettrico devo avere? E come devo sistemare la rete se non voglio il metano? La risposta la trovo in California, andatevi a vedere anche lì, Pacific Gas and Electric, incendio, leggetevi le cronache, hanno dato dei blackout elettrici. Perché li hanno dati? Perché in California hanno, e questa è una cosa da tenerci bene a mente perché noi siamo dei grandi sperimentatori in ritardo, di 30-40 anni, la California ha liberalizzato il mercato elettrico. Liberalizzando il mercato elettrico e le reti sono state gestite con l'idea del profitto e sono tutte esterne e non sono capaci di reggere il carico. Un mio amico abita a Palm Springs. Sapete come sono organizzati? Le pompe di calore sono a metano. Hanno pompe di calore a metano, pannelli solari termici e in cucina hanno la piastra elettrica, perché il metano è una gas serra 24 volte superiore alla CO2. Quindi in America ci sono leggi ecologiche che ti dicono no, il metano te lo do come presa di potenza, ma ti riduco le cose. Allora, se noi in Sardegna pensiamo di metanizzare stile anni 90, cioè con la caldaglietta presa fuori dalla finestra e la cucina, è divertente, siamo divertenti. Guardate che in Nord Italia la famosa caldaia Beretta è stata un must degli anni 90. Stanno già tornando indietro, perché adesso con le leggi delle valvole, della contabilizzazione calore, è meglio fare una centrale termica più grossa e fare l'impianto distribuito. Quindi noi stiamo andando nel Nord Italia anni 90, cioè noi dobbiamo avere una mentalità un po' diversa. Poi un'altra cosa, io l'ho vista la metanizzazione, i metanidotti li ho visti costruire, ci andavo in bicicletta, non sono così questo disastro catastrofico. Però due avvertenze importanti, siamo nel 2019, andate ancora una volta a vedere le tabelle di defiscalizzazione, perché dove non c'è metano, chi ha gasolio ha diritto a una riduzione. Ogni comune del nord pubblica un elenco di vie e di aree di defiscalizzazione. Guardate che la rete al nord è a macchia di leopardo, quindi comunque non ha una copertura. Secondo problema, la transizione è stata lunghissima. Si parlava addirittura da noi nel 2003 di ritornare a una doppia alimentazione gasolio-metano in un condominio perché non c'era sufficiente metano. Quindi non è che è una cosa che adesso metto la dorsale, schiocco le dita e tutto va bene, ci metterò 20 anni a fare così. Però noi abbiamo un'emergenza adesso, le centrali a carbone da chiudere oggi, perché il 2025 è oggi. Sulla metanizzazione dei paesi io ho dei dubbi. Poi io non avrei fatto forse neanche la rete, avrei risparmiato quei soldi per investire nella rete elettrica, ci penserei. Sulle industrie bisogna capire, perché dove ci arriverà il metano, sì, e lì dall'altra parte devo defiscalizzare, devono avere un'uguale condizione. E soprattutto cercherei di ragionare in termini di CO2, mettendo conto che il metano disperde e ci sono le dispersioni. Quindi il ragionamento intelligente è razionalizzare i costi, non costruire metanodotti delle montagne sarde, non ha senso. Molta razionalizzazione e molto ragionamento
sulle emissioni di gas serra nel complesso. In America, ripeto, lo usano per le pompe di potenza, perché non uscirebbero con la corrente a farlo. Non regge l'impianto elettrico. Vuoi avviarti alle conclusioni? Basta, chiudo. Soltanto delle informazioni, dire cerchiamo di ragionare razionalmente con la tecnologia attuale. Basta, senza... Quindi adesso rivolgo una domanda a tutti voi. Vedo che dalla posizione in cui mi trovo che c'è la metà delle persone di quelle che c'erano quando abbiamo iniziato. Nello stesso tempo però vedo delle mani sollevate da persone, da amici, da compagni che vogliono intervenire. Siamo d'accordo per andare avanti? Possiamo benissimo farlo, però se... Ma dobbiamo andare via anche noi. Devono andare via. Giustamente come ha proposto lui, faremo una seconda, tenete presente che riunione per approfondire. Scusate, stasera lì per me. tenete presente che stasera sono venuti alla nostra riunione Lucia Archessa da Ustis, Salvatore Lai da Gavoi, Giovanni Meloni da Sassari. Ecco, non sono venuti qui per perdere tempo, sono venuti qui per partecipare ad una discussione che mi sembra molto interessante. Ecco, allora abbiamo pazienza, programmiamo un prossimo incontro, programmiamolo però e impegniamoci ciascuno di noi all'interno della propria associazione e ciascuno di noi all'interno del territorio dove vive, perché la prossima volta quando ci si veda con qualche elemento in più, è in grado di prendere una decisione. Adesso se non ci sono proprio altre cose da dire, passo la parola a Michele e Stefano. Io dovrei rispondere alla domanda. Rapido. Sì, no, è proprio vero perché ha detto, mi è arrivata una domanda direttamente, io credo che sia doveroso rispondere, no? Io prendo solo un minuto. In merito al fatto che io abbia proposto di montare serbatoi a fungo in giro per le coste della Sardegna, non è così. Io non ho fatto mai questa, io ho detto semplicemente che il progetto di metanizzazione è basato su tanti falsi, incluso quello che dovrebbe arrivare a casa di tutti i sardi, e non è vero, questo è un falso. Allora, io dico che se il problema è alimentare le industrie della Sardegna, le industrie sono sulla costa e possiamo anche valutare di fare semplicemente serbatoi sulla costa. Ma in tutti i casi non sono io, Antonio Musca, a dare le soluzioni, perché se sono io il primo a dire che dobbiamo discutere tutti assieme, come faccio io a dire dobbiamo fare così? Questo chiedo che sia, almeno questo che sia messo in chiaro, e mi sto zitto qua. La parola a Michele e Stefano.